Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia, poi la segretaria del Partito Democratico di Trieste, Maria Luisa Paglia. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Cominciamo come sempre la nostra puntata con le previsioni del tempo, con il sito dello Smeralpa regionale per vedere qual è la situazione generale sulla nostra regione. Allora andiamo a vedere che l'anticiclone nordafricano tende a spingersi verso nord e raggiungere le Alpi. Ciò favorirà la stabilità e l'aumento delle temperature sulla nostra regione, specie a metà settimana. Quindi per oggi, martedì 18 giugno, su pianura e costa cielo sereno, su monti e cielo poco nuvoloso per la formazione di locale nuvolosità, venti a regime di brezza, temperatura in aumento. Mentre per domani, mercoledì 19 giugno, cielo sereno, caldo afoso in pianura il pomeriggio, venti di brezza, zero termico oltre i 4.500 metri, temperature eccezionalmente alte oltre i 2.000 metri di quota. È ancora giovedì, diamo un'occhiata alla tendenza su tutta la regione, bel tempo con cielo in prevalenza sereno, i venti di brezza, caldo afoso in pianura di giorno. Questa è la situazione, questo è il quadro del meteo per quanto riguarda la nostra regione. Allora andiamo a vedere i giornali, i quotidiani in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo nell'edizione di Trieste. Eccolo qui, la grande festa del basket, l'abbiamo vista anche noi ieri, allora andremo poi a rivedere anche il nostro servizio, ma questa è anche stata l'occasione per la consegna del sigillo trecentesco sempre alla squadra di pallacanestro, e anche questo abbiamo realizzato come servizio nella giornata di ieri. Poi gli ultimi giorni del Silos, di questo si è parlato ieri in prefettura, ma non solo. All'interno della struttura sono rimaste un centinaio di persone, sgombero alle porte, si prepara a Camposacro e c'è già chi si rifugia nei magazzini di Porto Vecchio. L'abbiamo documentato più volte anche noi questo fenomeno. Poi ancora aumentano le indennità per sindaci e assessori, coinvolti anche i consiglieri, l'allineamento alla legge nazionale sicuramente farà discutere anche questo provvedimento. Poi Bruno, ricerche ancora vuoto, il figlio aiutatemi a ritrovarlo, ha allestito un campo base, anche di questo ci siamo occupati. Poi diamo un'occhiata anche alla condizione del mare, una patina in golfo da Muggia alle rive, ipotesi mucillagine, quindi andremo a vedere anche questa possibilità. Verso le nomine nell'Unione Europea, il vertice più vicino il bis di von der Leyen, intesa rapida e senza destre, e poi va ai francesi il derby dell'impegno, poi ancora il collante che manca all'opposizione e il commento. Andiamo a vedere l'edizione di Gorizia Monfalcone, Dinamo in B, Gorizia in festa, questa è la vittoria di tutti, anche qui insomma un bel risultato per la città di Gorizia, mentre a Trieste appunto i 1500 in piazza per celebrare la Serie A. Sindaci, paghe più pesanti, l'abbiamo visto già sulla prima pagina del Piccolo di Trieste, l'adeguamento sinora era scattato solo a livello nazionale, coinvolti pure i consiglieri. La giunta regionale adegua le indennità alla riforma Draghi, aumenti anche per gli assessori. Poi vediamo pioggia di domande per il servizio scuolabus, già arrivate quasi 300 domande a Monfalcone, il rebus liste d'attesa. E poi lavori di addirittura alla sinagoga di Gorizia, riapertura a settembre, Monfalcone intensifica la disinfestazione contro le zanzare e il traguardo di Chiara, prima ragazza down a ottenere la laurea. Anche questa è una bella storia che andremo a leggere poi nel giornale, ma diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Qui siamo sul Corriere della Sera, Europa ancora senza accordo, nomine Meloni no a pacchetti preconfezionati, gelo con Macron e Scholz, vertice dei leader sul futuro di Commissione e Parlamento, Tusk, Giorgia, la maggioranza c'è già, Grillo, Conte meno voti di Berlusconi da morto.
ancora, questa è la critica, insomma, l'attacco nel suo spettacolo. Ancora invece la politica, Zaia, parleremo al sud per far capire l'autonomia. ITA Lufthansa, sì di Bruxelles, i vincoli dell'Unione Europea su tratte e scali. Vediamo la foto in centro pagina, il cantante Mahmoud tra gli aspiranti rapper nel centro di Don Burgio. Mahmoud, la lezione in comunità, ragazzi non mollate mai. Affonda il barcone, strage di bambini vicino alla Calabria, migranti, altre 10 vittime in Sicilia. E poi Fincantieri, trovato senza vita il generale Graziano, un biglietto d'addio, trovato morto in casa il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri. Vediamo Repubblica, l'Unione Europea, la ritirata di Meloni, questa è la lettura della Repubblica, battaglia a Bruxelles, la leader di Fratelli d'Italia si sfila dalla trattativa, snobbata da popolari e socialisti, rischia la fuga dei conservatori verso Le Pen. Alla cena tra i capi di governo affiorano i veti incrociati sulle nomine UE, no di Tusk al socialista Costa come presidente. Slitta al prossimo Consiglio europeo la conferma di von der Leyen. Vediamo ancora l'antitrust, via libera a ITA Lufthansa dalla Commissione, nascerà il prossimo 4 luglio. Poi ancora la letteratura, sfida la politica dell'odio per quanto riguarda le idee, e poi ancora migranti, la strage dei bambini al largo della Calabria. Vediamo la strage senza fine dei bambini migranti anche qui sulla Stampa, su una barca a vela al largo della Calabria, 66 dispersi, 26 sono bambini, il governatore pugno nello stomaco, imbarcavamo acqua, nessuno ci ha aiutati, queste le testimonianze. Ursula bis, la sfida di Meloni. Commissione, slitta l'accordo per il secondo mandato, Tajani, l'Italia ha diritto a un vicepresidente di peso. PPE e socialisti, no ai conservatori, la Premier, siete autonomi, vediamo i voti in Parlamento. Ancora Cacciari, patetica l'opposizione unita senza un programma, non basta, bella ciao, questa è la critica nell'intervista sulla Stampa. Il Fatto Quotidiano, i whistleblower Reietti denunciano e pagano, in 9 casi su 10 diventano vittime. Questa è l'inchiesta su chi insomma in qualche modo spiffera o comunque testimonia, no? Chi ha denunciato irregolarità e illeciti aziendali ha poi subito demansionamenti, ritorsioni, cause legali a scapito di salute e legami familiari, mentre nell'80% dei casi i responsabili sono tutti al loro posto. Per Transparency International la nuova legge è un'occasione persa senza soldi né sostegni. Passate le elezioni, Meloni invia i super missili a Kiev, questo è l'approfondimento invece del Fatto, la NATO vuole più testate nucleari in Unione Europea pronte all'uso. E qui c'è la vignetta di Io Patriot e Famiglia, insomma sulla corsa agli armamenti, la nuova triade a destra. Il Giornale, Toti va avanti, niente dimissioni, chiesta la possibilità di incontrare gli esponenti della sua maggioranza, intervista al legale del governatore. Poi ancora tragedia nel Mar Ionio, naufragio di migranti, disperse 66 persone. Per quanto riguarda il risico a Bruxelles, Ursula bis, Meloni frena, veti sull'appoggio dei conservatori, trattativa in salita, la Premier no ad accordi preconfezionati. E qui suicida il generale Graziano, perso senza mia moglie, guidava Fincantieri. Perché a questa Europa serve un governo di unità con il conflitto ucraino alle porte, il commento di Augusto Minzolini. Libero, per colpire Meloni boicottano l'Italia, questa è la lettura appunto di Libero, la sinistra e le nomine UE. Trattative a Bruxelles, il Premier frena l'intesa che ci escludeva dai ruoli chiave nell'Unione, intanto l'opposizione rema contro a colpi di dossier. Elettori ignorati, via libera europeo alla legge ammazza agricoltura. Poi ancora tutti gli attacchi di papà Salis a Boldrini NC, i vecchi tweet, liberata la figlia può tornare quello vero.
Tortora rinunciò all'immunità, Salis invece l'esempio da seguire è il commento di Daniele Capezzone. Il domani la strada stretta di Meloni in Unione Europea, i leader accelerano su von der Leyen, Tajani media per convincere il Partito Popolare ad aprirsi ai conservatori, la Premier punta a essere centrale nella nuova commissione, ma l'apertura a ECR per adesso non c'è. L'asse Le Pen-Bolloré potrebbe avere ricadute anche in Italia, lo sport protagonista delle elezioni francesi. Naufragio in Calabria, un'altra Cutro, una barca a vela piena di migranti affonda in alto mare, l'indifferenza di Italia ed Europa. Questa è la notizia terribile che abbiamo trovato un po' in tutti i giornali e qui vediamo l'imbarcazione appunto ormai praticamente affondata. Allora andiamo a vedere ora sempre sul piccolo, il piccolo di Trieste, qui titolava appunto gli ultimi giorni del Silos, ma qui in primo piano si parla degli aumenti per assessori e sindaci. La giunta Fedriga approva le nuove indennità di carica, incrementi fino al 60% come da disposizioni statali. Sorpresi e gratificati, ma c'è anche chi teme un aggravio nei conti dei piccoli comuni. Gli amministratori sottolineano l'impegno quotidiano che affrontano. Di piazza l'orgoglio avere dopo 23 anni la fedina penale pulita. Ancora andiamo avanti, qui vediamo ci sono tutte le notizie dall'Europa, ma volevo scorrere rapidamente per le pagine di Trieste, della cronaca proprio di Trieste, proprio per parlare del Silos. Ecco qui alcune immagini significative dell'abbandono e del degrado in questo fotoservizio di Andrea Lassorte. Vediamo anche un ratto, insomma conosciamo bene le condizioni di vita all'interno del Silos. Alle porte lo sgombero, c'è chi già lascia il Silos, si prepara a Camposacro, l'operazione entro la settimana, firmata la delibera per il centro incarso. All'interno della struttura rimaste un centinaio di persone e circa 500 tende. Il profugo Rashid pronto a partire verso la Francia. Ci hanno avvisato ma non mi farò trovare all'arrivo dei militari. Dahoud, pakistano, attende le corriere. Ci hanno detto che dove andremo c'è cibo e un tetto, meglio che restare qui. Letti e bagni per adeguare il sito a Prosecco. I futuri arrivi saranno mandati all'ostello Scout. Infatti noi abbiamo realizzato ieri un servizio con un'intervista alla presidente della Fondazione Lucchetta, Daniela Lucchetta, che era tra le tante persone in attesa fuori dalla prefettura ieri pomeriggio per conoscere l'esito di questo incontro proprio sul destino del Silos e dei migranti poi in futuro quando il Silos sarà chiuso. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Anche voi avete manifestato la vostra preoccupazione per il Silos e per lo stato di benessere delle persone. Che cosa è emerso da questo incontro? Ci sono elementi di rassicurazione e poi c'è questo sgombero che così però molte volte non lo si vorrebbe chiamare. No, il prefetto ci ha tenuto molto a chiamarla chiusura, non sgombero, e io spero che proprio di questo si tratti. Cioè lui ci ha molto rassicurato sul fatto che ci sono già dei posti, 85 se non sbaglio, 85 posti già pronti all'ex ostello su per poter ospitare questi migranti in arrivo, mentre invece quelli che sono presenti adesso al Silos verranno smistati verso altri centri di accoglienza in altre città italiane. Non c'è stata una data per questa operazione che dovrebbe avvenire nel Silos ancora? No, lui auspica che venga fatto il primo possibile, però non ha assolutamente dato una data. Ha detto che questo potrà avvenire solo quando tutto sarà predisposto. E del Silos ha parlato ieri anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga in una intervista in cui ha affrontato anche il tema dei controlli ai confini, della sicurezza sulla rotta balcanica. Allora risentiamola insieme. I mesi estivi chiaramente sono sempre quelli più sensibili rispetto al flusso di migrazione irregolare che passa sia dal Mediterraneo che dalla rotta balcanica, questo è ovvio, però devo dire che quest'anno abbiamo avuto dei numeri in miglioramento rispetto allo scorso, in netto miglioramento rispetto allo scorso anche nei mesi già monitorati, quindi vediamo come andrà, dobbiamo sicuramente rafforzare il più possibile i controlli e evitare gli ingressi irregolari.
Controlli dei confini, gestione dei flussi di migranti dalla rotta balcanica, con una speranza che l'impennata dei numeri che avviene ogni estate non pregiudichi la tenuta del sistema. Anche di questo si parlerà domani a Gorizia nel vertice trilaterale fra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia in prefettura, dove è prevista anche la riunione per fare il punto della situazione sul tema sicurezza e ordine pubblico in vista dell'estate. In regione, infatti, arriveranno anche nuovi rinforzi delle forze dell'ordine per presidiare soprattutto le aree turistiche del Friuli Venezia Giulia. Questo ovviamente sarà il Ministro che farà l'ordine del giorno del tavolo di domani. Ci incontreremo ovviamente sicuramente per discutere della collaborazione, soprattutto perché poi ricordo che c'è il trilaterale, appunto, oltre il Comitato Ordine e Sicurezza di Gorizia faremo il trilaterale con Slovenia e Croazia per ovviamente rafforzare la collaborazione. Questione di giorni invece lo sgombero del Silos di Trieste. Per quanto riguarda Silus c'era un allontanamento con relativo trasferimento di chi è presente irregolarmente in quella struttura, dove verranno portati in struttura dove potranno ricevere l'assistenza, non come avviene al Silos, e quindi su questo penso che sia un passo avanti importantissimo dopo decenni di abbandono di fatto di quell'area. Per quanto riguarda il resto è chiaro che la possibilità di fermare gli ingressi regolari comporta anche la maggior possibilità di trasferimenti dal nostro territorio, perché vuol dire che negli altri territori le strutture sono libere, quindi possono essere utilizzate per trasferire chi è entrato regolarmente alla nostra regione. Allora andiamo ancora a vedere sul giornale, poi faremo vedere anche il servizio sul Vescovo che ha parlato anche sempre del tema del Silos. Vediamo anche il fenomeno dello spostamento delle persone che si trovano al Silos dentro i magazzini del Porto Vecchio suddivisi per etnia, qui arabi, lì afghani, viaggio tra gli hangar abbandonati dell'antico scalo dove si rifugiano decine di uomini. Anche qua vivono tra gli escrementi e la spazzatura. Quindi si rischia forse un effetto così semplicemente di trasferimento da quello che è il problema ben evidente del Silos agli altri magazzini. L'abbiamo visto più volte anche noi nei nostri servizi. Allora ieri appunto il Vescovo Trevisi ha parlato di questa situazione, ecco lo vediamo anche qui, la Caritas presenta il nuovo sito web, stile rinnovato, il Vescovo Trevisi vogliamo costruire un dialogo con tutti anche sulla questione proprio del Silos. Questo ha auspicato il Vescovo. Allora risentiamo insieme la nostra intervista. Questo stile che vuole essere attento alle persone con le loro fatiche, l'emergenza adesso è quella di chiudere il Silos perché è veramente in una situazione indegna, e dall'altra parte evidentemente occorre poi promuovere una collaborazione con le istituzioni e con tutte le altre realtà del territorio e della società civile per fare in modo che le persone poi non restino per strada, e pertanto al di là che ci saranno adesso dei trasferimenti, che questi siano garantiti anche nel futuro e che coloro che si fermano qua siano accolti in un modo dignitoso e non più in situazioni come quelle del Silos. Così il Vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi, sulla situazione dei migranti nel Silos, dopo la sua lettera aperta in cui auspica un'alternativa alla struttura fatiscente accanto alla stazione, ma soprattutto invoca la collaborazione di tutti per farsi carico dell'umanità dolente. L'intervento non è casuale e avviene in occasione della presentazione del nuovo piano di comunicazione della Caritas diocesana. In un'attenzione che vuole essere rivolta alle persone e a tutte le varie persone con le loro ferite, le loro fragilità, con anche a volte la mancanza di speranza, e però questo anche in un'ottica di un linguaggio, uno stile, una modalità che è aperta a collaborare con tutti. Insieme al Vescovo sono intervenuti Rosy Russo, fondatrice di Spazio Wow che ha curato il restyling, e il direttore della Caritas, padre Giovanni Lamanna, che ha focalizzato l'attenzione sulle 13.810 persone sostenute e aiutate l'anno scorso e sugli oltre 106.000 pasti distribuiti dal refettorio. Si evidenzia soprattutto un aumento di persone che si rivolgono al centro d'ascolto per aiuti relativi a pagamenti di bollette, affitti, e un significativo aumento di persone che si rivolgono al nostro emporio per disporre di generi alimentari e poter mangiare.
Allora, torniamo sul piccolo per occuparci ora invece di altri temi. Nel Golfo una patina da Muggia alle rive, partono le analisi, ipotesi mucillagine. Il monitoraggio sui fondali dell'area protetta di Miramare, cauti gli esperti, l'OGS effettua i campionamenti dell'acqua. Qui vediamo un'immagine davvero impressionante del canale Grande di Ponte Rosso. Una patina giallognola sulla superficie del mare si nota ormai da qualche giorno lungo le rive, nei porticcioli e ieri in modo molto evidente anche nel Canal Grande, fino poi a Grignano e a Muggia. La massa che ricorda le mucillagini si è addensata sulla costa e nella zona di Ponte Rosso, spinta dalla marea, ed emana in alcuni punti un odore tutt'altro che gradevole. Oggi l'OGS effettuerà in mattinata alcuni campionamenti per capire con più precisione la natura del fenomeno. Anche l'area marina protetta di Miramare monitora ciò che sta accadendo, una situazione registrata allo stesso modo anche in Istria. Da ieri, spiega Maurizio Spoto, responsabile dell'area marina protetta di Miramare, li abbiamo notate anche noi, fiocconi presenti anche sul fondo e sulla colonna d'acqua. Solitamente la proliferazione di queste alghe si verifica quando ci sono molti nutrienti che possono derivare dalla presenza di acqua dolce nel Golfo, oltre al fatto che la stessa acqua del mare è ormai calda. Un quadro, quello della presenza d'acqua dolce dovuto ai recenti temporali e alle ondate di maltempo. Siamo comunque nel campo delle ipotesi, spiega ancora Spoto. L'ampiezza del fenomeno è stata considerata da poco, servono ulteriori verifiche per confermare tutto. Spoto ha sentito ieri alcuni colleghi della zona di Pirano, anche oltre confine, infatti in diversi punti è stata segnalata la stessa problematica che viene monitorata e controllata, quindi questo è il problema che si sta così avvicinando in vista poi dei bagni di mare, sicuramente non piacevole. Vediamo ancora l'altra notizia di cui ci siamo occupati sempre ieri. Si cerca ancora Bruno ovunque il figlio, aiutatemi a trovarlo, perlustrati orti, giardini e garage del quartiere, acquisite ulteriori immagini dalle telecamere di zona. Qui vediamo alcuni momenti della ricerca e anche una foto del signor Bruno che è scomparso dalla casa di riposo di via Maovaz. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio anche con le immagini del nostro Alessandro Carelli e l'intervista al figlio e a un vigile del fuoco che coordina le ricerche del signore scomparso. Vediamo. E dopo 5 notti non abbiamo ancora ritrovato. È stato setacciato il bosco, oggi hanno setacciato le case e i giardini e non l'hanno trovato. Non si fermano le ricerche di Bruno Makarovic, l'86enne allontanatosi dalla casa di riposo Santa Chiara di via Maovaz a Borgo San Sergio mercoledì scorso, facendo perdere le proprie tracce. Un tavolo convocato ieri in prefettura ha organizzato le squadre che oggi per tutto il giorno hanno suonato ai campanelli di tutte le case del rione, suddiviso in quadranti, cercando anche in giardini, orti, cantine, dove si spera che l'anziano possa aver trovato riparo, e naturalmente nei boschi circostanti. Oggi stiamo battendo le zone private assegnate dalla prefettura per completare l'area di ricerca in tutto Borgo San Sergio, in modo da coprire completamente la zona. In campo la polizia, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e del soccorso alpino affiancati dall'associazione Penelope. Nuovo appello del figlio Michele. Non c'è stata nessuna segnalazione, per cui bisogna vedere dappertutto, anche in centro città, non solo qua a Borgo San Sergio, bisogna magari sull'altipiano anche, non sappiamo più cosa dire, perché sennò bloccano le ricerche, bisogna darsi da fare e guardare tutti. Grazie e speriamo bene.
Allora, intanto un'altra signora è scomparsa dal Carso, una donna tra Sales e Precenicco, scattate le ricerche, sono scattate ieri sull'altipiano triestino le ricerche di una donna di 69 anni che soffre di Alzheimer, stanca a Mocole, uscita dalla sua casa di Sales poco dopo le 17 di domenica, non ha fatto più rientro. Gli ultimi ad averla vista sono compaesani che l'hanno notata nel tardo pomeriggio di domenica mentre camminava sulla strada che unisce Sales a Precenicco. I familiari, in particolare il marito, la figlia e il figlio, hanno ben presto lanciato l'allarme e ieri le forze dell'ordine hanno iniziato le operazioni di ricerca. Ai militari si sono aggiunti molti volontari che la conoscono, quindi ci sono in corso le ricerche anche di questa signora sparita appunto da domenica pomeriggio. L'intervento, agenti di polizia salvano una giovane a Contovello. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha salvato la vita a una giovane triestina del 2001 che aveva manifestato intenti suicidi, quindi il personale del commissariato di Duino Aurisina è intervenuto a Contovello dopo una segnalazione degli operatori del centro di salute mentale. Gli arredi vintage che resistono da Muran, il commercio si tramanda con l'estetica e l'approfondimento appunto su questa realtà triestina fra tradizione del dirimpettaio Toso e il forfait di Podrecca. La cartoleria del 1913 scommette sulla continuità e qui vediamo un'immagine dei gestori, delle gestrici, in realtà sono tutte donne, in alto gli scaffali e poi l'antica cartoleria. Ma restiamo nella cronaca di Trieste per vedere anche che ieri è stata presentata l'ambulanza Trieste Solidale con l'Ucraina, donata una seconda ambulanza nell'ambito dell'operazione Tom. Trieste abbraccia Mykolaiv. Abbiamo realizzato anche noi questo servizio per il nostro telegiornale e abbiamo documentato il fatto che proseguono le donazioni fatte dal comune di Trieste assieme ad Asugi alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Proseguono le donazioni da parte del connubio formato dal Comune di Trieste e dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina verso le popolazioni dell'Ucraina colpite dai bombardamenti nell'ambito dell'operazione Tom. Trieste abbraccia Mykolaiv. Oggi è stato presentato il prossimo gesto di solidarietà con l'invio di un'ambulanza diretta alla città di Odessa, utile per i soccorsi e dotata di tutta una serie di apparecchiature che nel contesto della guerra diventano bene preziosissimo per la popolazione del luogo. Una donazione che rappresenta un ulteriore tassello incominciato nel marzo del 2022 con l'attivazione del conto corrente per raccogliere le donazioni con la causale Trieste abbraccia Mykolaiv. Direi che da questa regione sono partiti immediatamente gli aiuti all'apertura del conflitto. Ricordo che il sistema di protezione civile e sanitario hanno collaborato per raggiungere risultati importanti. Questa è sicuramente un'ulteriore opera importante con la donazione di questa ambulanza. Noi continuiamo naturalmente a garantire assistenza, sostegno verso un paese colpito, auspicando che finalmente le armi tacciano e la diplomazia riesca a raggiungere quel risultato di pace che tutti quanti auspichiamo. Una solidarietà che tutti i presenti sperano possa finire, ma solo perché questo vorrebbe dire che non ci sia più bisogno di intervenire a supporto di una popolazione attanagliata da bombardamenti e combattimenti. Il dottor Alberto Peratoner, direttore del servizio di emergenza territoriale, ha spiegato quale sarà l'apporto del mezzo in Ucraina, non più utilizzabile a Trieste per questioni di normative sui chilometraggi dei veicoli, ma perfettamente funzionante. È un'ambulanza innanzitutto di soccorso, quindi potrà intervenire direttamente sul luogo dell'incidente o dove ci sono dei feriti. Ha un sistema di barrella estraibile autocaricante, per cui il paziente, il ferito potrà essere caricato, e all'interno è dotata di tutti i dispositivi elettromedicali che possono essere utili ad intervenire, a monitorizzare, a trattare un paziente grave. È inoltre un'ambulanza che può servire da trasporto secondario tra un ospedale e un altro o tra un posto e un altro, insomma. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Lo facciamo al telefono, c'è il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno.
Sì, buongiorno Buccarella a lei e tutti i telespettatori. Buongiorno a lei. Allora, qual è la situazione oggi? Ieri so che è stata una giornata un po' complicata perché ce lo chiede anche un telespettatore, cos'era successo da piazza Oberdan a via Martiri delle Libertà, era tutto bloccato, non so se ha così qualche notizia anche su questo, ieri pomeriggio. Però... Ieri pomeriggio c'è stata la festa della pallacanestro a Trieste, non so quanto abbia potuto influire sul traffico. Non credo proprio. Ho paura, temo che sia stato a causa delle asfaltature forse Campielisi. Capito. E c'era un incidente anche, mi dicono. E c'era un incidente in quella zona, ho capito, sì. Quindi questo è stato il problema, diciamo, di traffico. Questa mattina invece... Sulle rive per esperienza basta poco, basta chiudere un pezzetto di una corsia e basta davvero poco, è vero. Allora, oggi invece com'è la situazione, le chiedo? Al momento diciamo idilliaca, allora aspettiamo a vedere cosa succederà. Abbiamo di nuovo anche oggi questi lavori di asfaltatura sui svincoli d'ingresso della grande viabilità triestina di via Fiammeggiale e Campi Elisi. Ieri hanno creato alcuni incolonnamenti in quanto anche il traffico pesante deve proseguire verso lo svincolo successivo che è in via Svevo. Perciò su quell'asse, diciamo, Campi Elisi, Passeggio Sant'Andrea, via Svevo, ci saranno sicuramente dei rallentamenti che monitoreremo sicuramente. In più, ripeto ancora una volta, c'è la chiusura della galleria Cars in direzione Trieste sul raccordo autostradale 13, crea ovviamente delle complicazioni anche questa, perché tutto il traffico viene deviato sulla vecchia 202 per intenderci la cosiddetta camionale, e ci sono degli rallentamenti nell'altezza del bivacco e degli svincoli di Catinara. Per il resto altri lavoretti come sempre in giro per la città. Mi sento di raccomandare sempre di osservare la segnalistica temporanea per evitare spiacevoli conseguenze. Il traffico al momento, da quanto posso vedere dalle telecamere, è tranquillo, le scuole sono finite, perciò non c'è il surplus dei veicoli diretti in quei siti. Vediamo un po' come va. Bene. Nella giornata. Eventualmente poi ci aggiorniamo all'ora di pranzo. Grazie intanto, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a voi, un saluto a tutti. Grazie, e noi ora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo però subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa e con tutte le notizie che vi diamo nel corso della nostra trasmissione, ricordandovi però che più tardi saranno nostri ospiti in studio Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia, e Maria Luisa Paglia, segretaria del PD di Trieste. A fra poco. Sono le 7:37-38 in questo momento, allora andiamo nuovamente a leggere i giornali, ci occupiamo anche delle cronache internazionali con il Corriere della Sera. In primo piano il vertice di Bruxelles, vediamo UE Michel non c'è accordo, alta Meloni da Scholz e Tusk, trattativa serrata a Bruxelles, PPE e PSA, paletti per confermare Ursula von der Leyen. E poi ancora, sempre per la questione appunto europea, lo sfogo della Premier, no al pacchetto chiuso, la tattica per far salire i conservatori a quota 84, il tentativo di diventare terzo gruppo ma senza Orbán. Ancora sempre su Corriere della Sera, abbiamo vinto noi, il PPE non vuole più poteri ma il no a destra divide, l'obiettivo di guidare il Consiglio europeo per metà mandato. Ancora sempre sul vertice di Bruxelles, sulla presidenza von
der Leyen l'incognita dei franchi tiratori, incerti il 10-15% dei voti, l'offerta dei Verdi, le condizioni dei liberali tedeschi. Ancora andiamo avanti, via libera dell'Unione Europea alla legge natura, Italia contraria insieme con 5 paesi. La ministra austriaca vota sì, ma il suo governo la sconfessa e fa ricorso. Poi vediamo appunto alcune dei contenuti insomma, di questa legge. Poi Parigi, la maggioranza in affanno, 100 collegi sono senza candidato. A meno di 2 settimane dal voto il partito del presidente non ha sufficienti personalità. Pressing su Mosca per la pace, l'idea di un vertice in autunno. Dopo la conferenza svizzera, Peskov frena, senza di noi al tavolo i risultati sono pari a 0. Ancora sempre per quanto riguarda la guerra, Kharkiv rivede la luce, maggio è stato infernale ma con le armi americane abbiamo fermato i russi. La svolta quando Biden ha permesso di colpire oltre confine, dicono gli ucraini. Il sindaco: ci servono più aiuti per continuare a difenderci. Questa l'intervista al sindaco di Kharkiv. Riforme, alta tensione in aula, il centrodestra approva lo sprint dal primo sì al premierato alla seduta a Fiume sul DDL Calderoli. Oggi si vota dopo gli scontri. Questa è la politica italiana. Ancora andiamo avanti. Grillo in teatro contro Conte, movimento vaporizzato, dice il fondatore, ha preso più voti Berlusconi da morto che lui da vivo. Il giorno della piazza voluta dal PD, il timore di divisioni con i pacifisti, la protesta a Roma, forse anche Santoro sul palco e Azione ci ripensa, non ci sarà. Il GIP archivia, Vannacci non offese e Gonu, lui 0 rancori. Ancora andiamo avanti, Israele stop al gabinetto di guerra e Bibi incassa l'ok USA sulle armi. Dopo l'uscita di Gantz, decisioni ristrette a pochi ministri in vista del fronte in Libano. Allora torniamo invece ai temi locali e torniamo sul piccolo di Trieste, poi vedremo anche l'edizione di Gorizia Monfalcone. Il piccolo di Trieste si occupa anche dei movimenti, dei nuovi sindaci di San Dorligo, Sgonico e Monrupino. Coretti, Crovatin e Cosmina indicano i vice, poi la giunta. A San Dorligo della Valle, oltre a Savron, va sciolto il nodo PD Slovenska Skupnost e Rifondazione, confermata Budina Sgonico, ora si attende il via libera dei Dem sugli assessori. Questi sono i vice sindaci dei 3 comuni che hanno di recente rinnovato l'amministrazione. All'Aurisina Cup, sport e solidarietà fra partite di calcio ed enogastronomia da domani a Visogliano, questa è l'iniziativa. E poi musica e costumi, a Muggia torna la festa barocca, la 3ª edizione va da venerdì a domenica. Ancora evento su strada e lavori, limitazioni alla viabilità, Lazzaretto e via dei Fonditori. Ci spostiamo sulle pagine dello sport, della cronaca sportiva, poi vedremo anche quelle della cultura. Dunque basket, Serie A, ovazione cori, 1500 per la pallacanestro Trieste, godiamoci questo trionfo. Passerella in piazza della Borsa, Matjasic della proprietà americana ringrazia i tifosi. Christian, nei play-off 9-1, Arcieri, voglio solo cantare, Trieste vola. Insomma, alcune delle voci raccolte ieri nel corso di questa festa. C'erano davvero 1500 persone, vediamo qui un bel colpo d'occhio in questa fotografia, abbiamo raccolto anche noi le varie voci. Ecco, possiamo rivedere allora insieme il servizio realizzato da Gianluca Paladin e Alessandro Carelli ieri nel corso della festa in Piazza della Borsa. L'ultimo atto di una festa infinita che premia la pallacanestro Trieste, lo staff, tutti i giocatori, i tifosi qui presenti in Piazza della Borsa per assistere a questi festeggiamenti. Tutto per la pallacanestro Trieste, tutto per il ritorno in Serie A1. Sì, dopo l'abbraccio di gara 4, adesso abbiamo un abbraccio alla città qui in Piazza della Borsa, un'occasione magnifica, siamo pronti per festeggiare, anche perché comunque sono 4 giorni che chi
chi più chi meno festeggia e quindi di conseguenza adesso ci godiamo l'abbraccio dei nostri tifosi che ci hanno supportato nei playoff. Tanti giovani e meno giovani solamente qui per voi. A chi dedicate oltre alla città questa vittoria? A tutto l'impegno credo di una squadra che ha lottato fino in fondo. Sicuramente un gruppo coeso, sicuramente un gruppo fatto di amici, di persone vere che ha lottato fino all'ultimo anche in momenti difficili e quindi di conseguenza una vittoria che va dedicata molto alla squadra ma soprattutto anche alla società che ha avuto lungimiranza, ha avuto voglia di investire in questa città e in questa squadra e quindi di conseguenza va anche a loro un grande merito, un grande applauso. E allora buona festa. Grazie. Allora, questa è la festa, però ieri poi è stata anche premiata la Pallacanestro Trieste con il sigillo trecentesco della città da parte del sindaco Roberto Di Piazza, consegnato proprio dalle sue mani il sigillo trecentesco, un altro momento di festa per celebrare questo ritorno in A1. Vediamo. E allora mi permetto di consegnarlo con tanti auguri di cuore e ringraziandovi per quello che avete fatto per la nostra città. Grazie. Mike Arcieri, una soddisfazione immensa, ovviamente per questi ragazzi e per il grande lavoro che avete fatto tutti assieme come squadra, come staff per quest'anno. Cosa significa per voi questo premio? Sì, come hai detto, per i ragazzi, per Jamie, lo staff, la città, tifosi, c'è sempre un processo. È stato un processo lungo per una squadra di diventare la squadra che è. Allora sono molto contento che alla fine abbiamo giocato quel livello di pallacanestro, che c'era un palazzetto pienissimo con la gioia di un vincente pallacanestro. Allora ovviamente è un giorno, è un periodo bellissimo per noi. Oggi siamo contenti per anche la città, tifosi, che speriamo che stiamo andando nella direzione giusta per Trieste in pallacanestro. Allora adesso celebriamo un attimo oggi e domani torniamo per l'anno prossimo. Sicuramente è un giorno bello e un sentimento per tutti noi veramente bello. Allora, torniamo a leggere i giornali, andiamo sull'edizione di Gorizia Monfalcone per quanto riguarda il piccolo, lavori addirittura d'arrivo, gli spazi della sinagoga riaperti da metà settembre per quanto riguarda la città di Gorizia. Poi ancora molto rapidamente la svolta, utili da 753.000 euro per Isontina Ambiente, differenziata al 67,8%. L'avanzo servirà a contenere le tariffe dovute dai cittadini. L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio all'unanimità. Ancora rapidamente alle pagine di Monfalcone, eccole qui, già ripartita la corsa allo scuolabus, 294 domande e il rebus, liste d'attesa. Resta alta la richiesta di un posto sul pulmino giallo per il trasporto dei figli fra la casa e l'istituto. Possibili delle esclusioni fisiologiche, ma contiamo poi di riassorbirle, dice l'assessore delegato di giunta all'istruzione Tiziana Maioretto. Piano antizanzare, intensificate le misure fra piazze e aree verdi, disinfestazione periodica ogni settimana e non più ogni 3. Continua il trattamento delle circa 8.000 caditoie cittadine. Poi ancora, dopo oltre 2 anni, la consulta ambiente ritrova un presidente, Eric Viurna, 14 voti contro i 3 di Signorelli. PD e sinistra sul futuro di Cisint, non potrà fare il prosindaco, dice la Dem Lucia Giurissa. Le opposizioni intervengono sulle opzioni post-europee in municipio. Se il centrodestra avesse amor proprio, qualcuno batterebbe un colpo. Torna in campo BOE per tutelare l'habitat del Golfo di Panzano, il progetto avviato nel 2022 con fondi europei per contrastare l'erosione delle coste. Vediamo anche la bella storia che abbiamo visto in prima pagina. La sindrome di Down non ferma Chiara, diventata dottoressa magistrale a Padova. Nuovo traguardo tagliato dalla monfalconese, prima persona del Friuli Venezia Giulia con questa anomalia genetica a ottenere la laurea. Vediamo qui il momento appunto della proclamazione di Chiara Iacumin ieri all'Università di Padova. Davvero una bella storia. Quando nel 2018
2018 conseguì la laurea triennale in Scienze dell'Educazione all'Università di Padova. Il suo caso fece notizia. La monfalconese Chiara Iacumin fu la prima persona con la sindrome di Down a laurearsi fra i residenti in Friuli Venezia Giulia. In quell'occasione anticipò di aver tutta l'intenzione di andare avanti e infatti così è stato. Si è laureata ieri nella città veneta nel corso di laurea magistrale in Cultura e Formazione e Società Globale del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, discutendo la tesi La didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado tra sfide, ostacoli e opportunità, una mia riflessione personale sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità durante la pandemia da Covid-19, davvero anche un tema sicuramente molto d'attualità. Allora torniamo invece alle pagine del Piccolo della Cultura. Turner, Monet, Hopper, Goldin torna in scena, i confini sottili dell'arte, presentata l'esposizione per Go 2025 a Villa Manin dall'11 ottobre 2025 al 12 aprile 2026. Il sentimento del limite in 100 opere tra Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Mondrian, Rothko e Kiefer. Qui vediamo alcuni appunto degli artisti che saranno protagonisti di questa grande mostra, davvero un evento che è stato presentato ieri, si chiama Confini. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Una mostra in uno scrigno aperto, anzi creato per l'occasione. Confini, da Turner a Monet a Hopper, canto con variazioni. A cura di Marco Goldin si propone come l'evento di punta di Go 2025, di cui interpreta il tema. Ad accoglierla gli spazi totalmente rinnovati e adeguati a mostre di livello internazionale dell'Esedra di Levante di Villa Manin a Passariano, dall'11 ottobre 2025 al 12 aprile dell'anno successivo. Sarà una mostra di livello internazionale, unica. Per capirci, non sono quelle mostre itineranti, magari anche di autori famosi, che però uno le può vedere a Milano, Torino, Genova, Venezia, dappertutto. La potrà vedere soltanto a Villa Manin in questo caso, quindi in Friuli Venezia Giulia, con quadri, vedrete tra poco, con nomi di levatura ovviamente mondiale, di grandissimo prestigio e di pregio, oltretutto incentrata come tema appunto confini. Oltre 100 opere a raccontare i confini, opere concesse da una quarantina di musei sia europei sia americani e da collezioni private. La competenza e le relazioni di Goldin, collaudate da decine di mostre di successo, hanno aperto porte impossibili. Allora, questa è la grande mostra che si prepara per l'anno prossimo. Torniamo a leggere i giornali, qui siamo sul Piccolo. Per quanto riguarda le notizie nazionali, premierato verso l'ok del Senato, opposizione in piazza, sul palco PD 5 Stelle, AVS più Europa, Non Azione e Italia Viva che invece si sfilano, sfida anche sull'autonomia differenziata. Qui vediamo il premierato elettivo e tutto quello che comporta. Poi ancora Toti chiederà di poter incontrare i politici, anche leader nazionali e domiciliari, non pensa alle dimissioni. Il presidente della Puglia, della Liguria. Per Piazza San Carlo ci sarà un processo bis all'ex sindaca di Torino, invece Chiara Appendino. Appendino non nasconde un senso di amarezza per quella vicenda. Sciolto il gabinetto di guerra, l'ultima mossa di Netanyahu, decisione presa per non far entrare l'ultradestra dopo le dimissioni di Gantz. Ancora combattimenti nella striscia malgrado le ore di pausa dichiarate dall'IDF. Poi ancora andiamo avanti, Putin vola a Pyongyang, scontro con la NATO sulle armi nucleari per quanto riguarda la guerra in Ucraina, poi ancora collisione tra due navi, tensione nel Pacifico, scambio di accuse tra Cina e Filippine. Mattarella in visita in Moldavia, a blindare il fianco est dell'Unione Europea, dice il Presidente, il paese tra voglia d'Europa e fake russe. Oltre 70 tra morti e dispersi, anche
anche 26 bambini coinvolti, una nuova doppia tragedia per i migranti. Una barca a vela si ribalta a un centinaio di miglia dalle coste della Calabria, un'altra è stata soccorsa a sud di Lampedusa, 10 persone trovate morte. Amministratori assolti, la rabbia per le vittime, sentenza vergognosa per quanto riguarda la strage in discoteca a Corinaldo. Stalking a una ventenne, nuovamente arrestato, già in carcere 22 anni per femminicidio, è successo a Roma. Vertice trilaterale a Gorizia quest'oggi, e ne parleremo sicuramente anche nel corso della nostra trasmissione, con i ministri degli interni d'Italia, Slovenia e Croazia. Federica, più controlli, ne ha parlato ieri ai nostri microfoni, l'abbiamo già rivisto il nostro servizio. Ieri abbiamo dato anche l'addio al generale Graziano, presidente di Fincantieri dal 2022, trovato senza vita nella sua casa di Roma, aveva perso la moglie un anno fa. Il generale Claudio Graziano, 70 anni, presidente di Fincantieri, è morto nella sua casa di Roma. L'ex capo di Stato Maggiore della Difesa è stato trovato senza vita nella casa romana da un carabiniere della scorta. Accanto al corpo è stata trovata una pistola, un biglietto d'addio dove fa riferimento alla scomparsa un anno fa della moglie. Niente ha più senso, un grande dolore personale che alimenterebbe l'ipotesi si sia tolto la vita. I PM di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine rubricato come atto dovuto di procedimento per istigazione al suicidio per poter svolgere gli accertamenti di rito. Quindi sono stati rinvenuti nell'abitazione una pistola e un biglietto, niente ha più senso. Ex capo di Stato Maggiore della Difesa, dalla laurea a Trieste fino agli incarichi internazionali, era capo appunto presidente di Fincantieri. Andiamo ancora avanti, il ricordo di Mattarella, generoso e leale, uomo delle istituzioni, numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa. Giorgia Meloni ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, Massimiliano Fedriga, cordoglio dell'intera comunità regionale. Andiamo ancora avanti, si parla di fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia, ecco i paletti sulle aree e i terreni da tutelare. Il decreto protegge i siti agricoli, forestali e vincolati, suggerisce la posa su capannoni, parcheggi, edifici. Questo è il provvedimento per arginare il fiorire di campi di fotovoltaico. L'assessore è una misura di salvaguardia attesa anche a livello locale da oltre 10 anni, dice l'assessore all'ambiente Scoccimarro. La tavola rotonda, i lavoratori venuti dall'estero servono al tessuto produttivo, dice il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. Si torna a parlare dell'Audace sotto sequestro, l'impegno, si riparte con un'altra motonave. Fra l'altro ci chiedeva anche un telespettatore con una mail notizie di che cosa ha intenzione di fare la Regione per ripristinare il servizio via mare in modo adeguato tra Grado e Trieste. Impegno condiviso a far ripartire quanto prima il servizio di collegamento via mare tra Trieste e Grado, tanto più a fronte dell'elevata richiesta degli utenti, turisti in primis, ma l'avvio della stagione estiva non aiuta, rendendo ancora più complicato trovare motonavi disponibili anche solo part-time ed equipaggi. Non sarà facile sostituire l'Audace che mercoledì scorso ha rischiato di affondare al largo di Grado con 81 passeggeri a bordo, più 4 membri dell'equipaggio, e che adesso è sotto sequestro a Portonogaro per consentire gli accertamenti necessari nell'ambito dell'indagine aperta dalla Procura di Gorizia. È interrotto da quasi una settimana il servizio marittimo sulla linea Trieste-Grado svolto dal consorzio Vidali Group, assegnatario di incarico dall'APT di Gorizia, servizio che fa parte del contratto di trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia. Entro la fine di questa settimana verrà trovata una soluzione per riprendere il servizio lungo la tratta marittima Trieste-Grado, ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante al termine del vertice che si è svolto ieri a Pordenone, al quale hanno partecipato il presidente di TPL Bruno Pascoli,
il presidente e il direttore generale dell'APT Caterina Belletti e Luca Di Benedetto e l'amministratore delegato di Arriva Diego Regazzo. Un incontro utile per fare il punto sulla situazione e capire quali potrebbero essere le opzioni per rendere nuovamente operativa la linea nel minor tempo possibile, evitando che si prosegua per tutta l'estate con gli autobus sostitutivi. A seguito dell'avaria di mercoledì scorso, oggi il servizio lungo la tratta è scoperto, è stato detto, ha rimarcato l'assessore. L'incontro era finalizzato a capire quali possono essere le alternative da adottare appunto per ripristinare la linea, tenendo conto che quello attuale è il periodo dell'anno in cui si riscontra la maggiore fruizione lungo quel tragitto. Sono state convocate le parti interessate affinché nell'arco di 24 ore venga messo sul tavolo un ventaglio di possibili alternative e da lì si deciderà insomma per quello che sarà il futuro di questa linea questa tratta appunto di collegamento marittimo. Inflazione fredda a maggio, Trieste resta però fra le più care, il caro prezzi fa segnare più 0,8% in Italia su base annua, Udine più 0,7%, la stangata vacanze preoccupa però consumatori e confesercenti. Andiamo ancora avanti, vediamo l'iniziativa martedì 25 giugno a H-Farm assieme al Festival Glocal di Varese, comunicazione e le strategie di Zaia, il presidente del Veneto, all'evento di NEM Glocal Farm. Il governatore veneto racconta per la prima volta il backstage della sua azione, tutti gli speaker. Poi ancora la nostra cronica incapacità di convivere con gli orsi. Un plantigrado si aggira in un paesino del Trentino e subito si scatena il partito dell'abbattimento indiscriminato anche di lupi, cinghiali, cervi, granchi blu, senza chiedersi chi è davvero di troppo. Questa è l'analisi, la riflessione di Fulvio Ervas sul piccolo e vediamo qui un fermo immagine appunto del video che riprende l'orso in paese appunto mentre si aggira per le vie di Malè, questo paesino. Purtroppo è più facile eliminare che trovare un punto d'equilibrio, difetto molto italiano, ragiona appunto in questa riflessione l'autore dell'articolo. Insomma, un orso è apparso di notte nel centro di un paesino, non era un paesino dell'Ucraina e non era l'orso russo, era un paesino del Trentino e l'animale, mammifero come noi ma non altrettanto letale, forse si era svegliato per il frastuono dei festeggiamenti in corso e sarà andato a vedere che accadeva o chissà intendeva solo ballare. Presenza letale, hanno subito declamato gli antiplantigradi, una sezione dell'enorme partito che in Italia combatte l'eccesso di lupi, cervi, cinghiali, zecche, granchi blu e vermocane, cioè le schiere di creature che non rispettano l'ordine per il quale dovrebbero esistere, farsi mangiare, divertirci e non infastidire il nostro habitat, cioè il pianeta intero. Insomma, un attacco sicuramente anche giustamente insomma polemico, quello di questo articolo. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo col nostro primo ospite Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia. Fra poco. Bentornati in diretta, eccoci qui, sono le 8:08 e siamo in compagnia del consigliere regionale Michele Lobianco di Forza Italia. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, ben ritrovati dopo un bel po' di tempo perché c'erano le elezioni europee, quindi abbiamo fatto un salto di quasi un mese. Infatti dicevo, ma non era più a Tele 4, guarda, le elezioni europee. Abbiamo dato spazio naturalmente a chi si era candidato. Ho seguito tutto il viatico interessante, infatti. Poi è stato un bel tante dibattito. persone, tante idee a confronto e io poi seguo sempre, quindi si impara sempre qualcosa, si apprende. Una bella competizione, insomma, anche su temi non insomma, i temi europei. Non da poco. No, assolutamente. Allora, consigliere, oggi sul giornale abbiamo visto, e ne abbiamo parlato anche noi ieri, la questione del silos. Sì. E già sul giornale, ma ne abbiamo parlato più volte anche noi, c'è questo spostamento, no, dei migranti che stazionano nel silos in altri luoghi del porto
Porto Vecchio, tra cui anche, l'abbiamo visto più volte, il dopolavoro ferroviario, il bagno ferroviario. Ci sono delle notizie dell'ultima ora per questo? Allora, c'è purtroppo una brutta notizia, perché l'altra notte sono entrati, ma adesso non si sa se migranti o meno, sono entrati nuovamente all'interno dei bagni dello stabilimento balneare il dopolavoro ferroviario e in quello adiacente del CRAL dell'autorità portuale a vandalizzare tutto. Quindi io esprimo veramente tutta la mia vicinanza e solidarietà ai due sodalizi, a questi due bagni storici che vengono presi di mira sistematicamente, ma ciò che è accaduto questa volta è proprio un atto di vandalismo puro, ma di pura delinquenza. Guardi, ho parlato ieri con il presidente Claudio Ivanello, mi ha raccontato che sono entrati nei vari locali, tra cui quello del reparto subacqueo, hanno preso le pinne, le hanno tagliate, hanno spaccato tutte le maschere subacquee, hanno scritto, ci sono scritte blasfeme sui muri, insomma hanno fatto un desio, ma questo è da capire oggi chi, insomma, non c'entra questo con i migranti, c'entra col fatto che quell'area va sicuramente attenzionata, monitorata, e anzi mi impegnerò a parlare col prefetto, perché chiaramente bisogna attenzionare quell'area che chiaramente oggi diventa di notte terra di nessuno, e quindi oltre al fatto che certamente gli immigrati hanno occupato più volte per passare le notti, ma in questo caso è un atto diverso, qua è proprio un atto di violenza pura. Tornando, e quindi grande solidarietà, mi dedicherò, ci associamo a questa solidarietà, l'abbiamo sentito più volte anche noi. Interloquirò, mi confronterò col prefetto, perché bisogna creare anche lì, in quell'area del Porto Vecchio, un presidio, insomma, un maggior controllo nelle ore notturne, ma insomma in tutte le ore, ma soprattutto nelle ore notturne, che a quanto sembra è l'orario prediletto per questi atti di violenza pura. Altro tema che è il Silos, che ovviamente è lì limitrofo, insomma io ricordo dai tempi di Cosolini, per capirci, insomma, che c'era questo tema, e siamo arrivati alla conclusione, diciamo ad una fase, se non la conclusione non si sa mai, ad una fase nella quale si va a chiudere. Si va a chiudere, l'ha ribadito anche ieri il prefetto. No? Si va a chiudere, ma si va a chiudere con atti conseguenziali, cioè si va a chiudere, dopodiché conseguenzialmente verranno attivati molto più velocemente i trasferimenti, perché chiaramente questo non basta chiudere, tu devi poi avviare una procedura molto più veloce, con poi il supporto del campo scout a Camposacro, che chiaramente sarà quel luogo, no, polmone, che consentirà il più breve tempo possibile lo star lì degli immigrati, per poterli poi trasferire in altro luogo. Questo peraltro anche con la benedizione del Vescovo, no, che insomma si è espresso favorevolmente, con il subuglio delle opposizioni, ma che non comprendo, perché si è sempre detto che bisogna trasferire, bisogna chiudere il Silos, bisogna ripulire, portare queste persone in luoghi, come dire, sani e come dire, civili, insomma, dove poter loro dare un'opportunità di permanenza e quindi di dignità anche, e di dignità, no? E quindi devo dire, non ho compreso, insomma, o meglio, insomma, c'è sempre un motivo per essere bastian contrario, ma insomma alla fine di questo percorso, no, riusciremo ad avere un elemento che è quello chiaramente certo della chiusura. Ovvio, è inutile che ce la nascondiamo, perché è chiaro che intanto che io so di essere trasferito posso andare e scapparmene via, poi ci saranno ovviamente quelli che vorranno rimanere a Trieste a tutti i costi e si andranno a nascondere in qualche altro luogo, ma questo luogo sicuramente non poteva più qual è il tema? Questo luogo era diventato quasi un luogo istituzionale, come dire, ombra, no? Cioè è diventato un luogo che però non poteva essere, non si poteva accettare ed essere complici passivi dell'esistenza di una situazione che è assolutamente incivile. Adesso inizia un nuovo percorso e questo percorso va governato, l'importante è che vi sia un'intesa globale tra la prefettura, autorità istituzionali, tutte, compresa anche la Curia, che ha dato un placet su questo, e quindi si parte per questo nuovo percorso.
Un nuovo percorso, abbiamo visto anche il pericolo, poi che appunto di lì anche la richiesta di maggiori controlli, che le persone che stavano al silos poi non vadano a spaziare negli altri hangar del Porto Vecchio, no? Negli altri magazzini dismessi, oppure nei luoghi limitrofi come il bagno ferroviario, insomma bisogna fare particolare attenzione, no? Non sarà semplice. No, non è semplice, perché come ho detto ci saranno coloro i quali come dire, coglieranno l'occasione positiva di essere trasferiti in un luogo salubre, con tutte le garanzie, diciamo, di dignità. Poi sono quelli gli altri migranti che vorranno rimanere a Trieste e quindi faranno di tutto per rimanerci. Ovviamente dove? Andando a nascondersi da qualche altra parte, ma lì devono esserci, come dire, in modo molto netto e deciso le forze dell'ordine a garantire che tutto ciò non accada, perché sennò dopo il rischio chiaramente che noi andiamo a trovare, a riproporci un altro problema a qualche altra parte. Ma io sono assolutamente ottimista che questo non accadrà, se non in piccole misure, in piccoli numeri, insomma. Ma noi andiamo in realtà a giocarci questa nuova opportunità di gestione dei migranti con i trasferimenti più rapidi possibili, no? Cioè noi non dobbiamo pensare di avere a Trieste un luogo dove i migranti devono risiedere, cioè arrivano, vengono presi, insomma, vengono fatte tutte le pratiche che devono essere fatte, ma dopo devono essere reiniettati nel tessuto nazionale. E così, perché non puoi, anche Camposacro non deve essere un luogo dove stanziare, no? Camposacro deve essere un luogo dove arrivano e poi rapidamente devono essere spostati. Certo. Anzi, esprimo ovviamente anche vicinanza ovviamente a tutta la cittadinanza di Camposacro, certo, che chiaramente collabora alla fine con questa situazione, che si vedrà aumentato ovviamente il numero di chi già è presente, e anche nei confronti degli scout che hanno offerto, insomma, che hanno, ricordiamoci che quella era una sede che io frequentavo, non perché facevo lo scout, ma insomma l'ho frequentato per tutta una serie di motivi e conosco, e quindi anche al gruppo scout. Ed è anche una bella sede, insomma. Sì, bellissima. E quindi tutti facciamo la nostra parte per raggiungere, come si dice, l'interesse collettivo di governare i processi migratori, perché i processi migratori bisogna governarli e non subirli. Questa è una fase dove noi tentiamo in tutti i modi di governare. È in arrivo anche il Papa e c'è la vignetta di Marco Englaro che dice: il sindaco dice che lui ha sempre voluto mandarli via dal silos, e il gadito proprio così, papale. C'è anche questo, no? Forse vede, l'arrivo del Papa, come dire, è stata mai come in questo caso, come dire, l'arrivo del Papa è stato, come dire, il momento che scatena, insomma, tutta una serie di decisioni che magari erano lì, no? Bisogna fare, poi arriva il Papa e quindi in onore bisogna fare, insomma, di fronte insomma, ecco. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo, poi leggiamo le mail. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine. Buongiorno Franco. Buongiorno Quante Franco parole l'assessore. Ma quante parole! È un consigliere adesso, non è più assessore. Sindaco, va dal sindaco, dal prefetto di qui di là, bisogna smistarli. Il vostro sindaco ha detto che sono tante caserme in Friuli, bisogna mandarli là. No, li volete arrivare, li fate arrivare, teneteveli, che stanno bene lì. Mi creano tanti problemi, ma teneteveli e ci sguazzate nei problemi voi, vi sguazzate, non risolvete nessuno dei problemi e invece aumentano i problemi. Teneteveli. Grazie, va bene, grazie, mandi a Franco. Mi sembra invece che si sia iniziato, no? Un percorso di soluzione in realtà. Franco Lega da Udine Nord, esatto. Non ha detto oggi Franco Lega Udine Nord, poi Franco Lega con questo simbolo. Non tutto ecco, ma il nome completo. Noi cerchiamo di risolvere, insomma, si cerca di risolvere un problema enorme e gigantesco che è la migrazione, insomma, ecco, che indubbiamente non è un'emergenza perché è elemento consolidato da anni, questo io non sfugo a questo. Ma è chiaro che, come dice il signor Franco, teneteli, noi cerchiamo invece
di dare, come dire, una risposta la più potabile possibile nel stare in equilibrio tra qualcosa che non si riesce a fermare nonostante tutti gli sforzi che si mettono in campo e un equilibrio di vita nella nostra città che chiaramente non deve avere dei, scusi il gioco di parole, disequilibri nella presenza massiccia. Quindi in questo caso si è riusciti a ottenere lo smistamento, insomma, in altre città d'Italia, in altri luoghi d'Italia, e aver messo adesso un meccanismo, aver avviato un meccanismo di di accoglienza ma poi di missione in altre zone d'Italia il modo più rapido possibile. Questo è l'intendimento, poi mi auguro che tutto riesca. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto, pronto? No, c'è qualche difficoltà. Allora, consigliere, le leggo intanto una mail da parte di Claudio Visintin. Sì. Allora, buona giornata, dottoressa Laura e consigliere Michele Lobianco, sono Claudio Visintin, chiedo gentilmente se è previsto l'inizio lavori circa il polo sportivo e sociale del cubo di cemento sito in Viale Sanzio, Piazzale Gioberti e via San Cilino. Sta procurando danni al sottostante park, dice, per infiltrazioni, tanto da rendere interdetti numerosi stalli per autovetture. Un saluto da parte di Claudio Visintin. Allora, sappiamo qualcosa di questo problema che segnala il signor Claudio, che salutiamo. Che sia ripartito l'iter di edificazione, insomma, di conclusione, chiedo scusa, di quel centro sportivo, sì, perché ho sentito, avete dato che si è abbassato il... Si è un po' abbassato, ecco. Meglio così. Ecco, adesso spero che si senta. Allora, che sia ripartito l'iter per la continuazione dei lavori che si erano assestati, questo sì, che questo provochi danni di infiltrazioni lo apprendo e chiaramente finita la trasmissione chiamerò l'assessore all'assessore Lodi, che è l'assessore ai lavori pubblici, per trasferire questa sua segnalazione. Onor del vero, ricordo, perché mi impegnai a risolvere questo tema, ma anni fa, perché insomma quell'impianto di sosta lì da anni, che aveva in una parte postica, cioè più in là, un elemento di infiltrazione che creava uno stilicidio proprio su un posto macchina, poi fu risolto perché fu risistemata la soletta. Comunque, ad ogni modo, signor Visintin, finita la trasmissione chiamo l'ex mio collega, assessore Lodi, e gli racconterò appunto di questa infiltrazione. Ancora la chiamano assessore, anche Franco da Udine. Ma prima, sì, perché io sono dopo 26 anni sono assessore emerito. Emerito, esatto, diciamo così. Perché io peraltro sono sempre stato eletto dai cittadini, no? È vero, sono sempre stato eletto, no? E quindi probabilmente quindi sono ben contento che continuate a chiamarmi assessore. Va bene così. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo dire una cosa, ma se noi non faremo mai, noi siamo a Trieste, io non sono triestino ma sono da 70 a Trieste, sono più che acquisito la cittadinanza. Di dov'è? Sono campano. Ah, ecco, campano. Ecco, ma sono da 70 che facevo servizio a Trieste alle carceri, quindi penso che ho acquisito la cittadinanza e come. Volevo dire, se noi non faremo mai un biglietto di andata e ritorno di sta gente, noi non ci libereremo mai. Noi non ci libereremo mai. Arriverà il momento che noi ci butteranno fuori a calci. Sta nostra storia deve finirla la storia, deve finire. Bisogna fare qualcosa, non tirare a campare non è possibile.
Non esiste una cosa del genere. Le altre nazioni non fanno così, non credo che facciano dare un così. biglietto più che di andata e ritorno, probabilmente di sola andata, intende il signor Antonio, non lo so. No, il tema sono gli immigrati, penso. Sì, no? infatti, ecco, intendo... no? E che chiaramente... Ma guardi, magari fosse così facile, lo faremo subito, l'avremmo già fatto, ci sarebbe già fatto. Si è tentato più volte di dare un tipo di risposta di questo genere, tra cui le riammissioni che poi sono state impugnate, quindi, e mi crede, questo sono pienamente d'accordo che a un certo punto, come ho detto prima, non si può, cioè la vita è fatta di equilibri, no? E chiaramente tu non puoi portare in disequilibrio una società. Un giorno magari sarebbe bello fare una trasmissione sul cambiamento sociologico della nostra società, i cambiamenti, eccetera. E sono pienamente d'accordo che non si può andare oltre, no? In medicina è chiamata, c'è un termine, no? Oltrepassare la soglia della tolleranza, no? Non tolleranza, cioè tolleranza al dolore, cioè non si può andare oltre, e indubbiamente questo provoca delle reazioni molto forti. Guarda, io sono fortemente preoccupato, cioè io chiaramente rispondo qui in modo, ma chiaramente preoccupato, perché io ho visto cambiare la nostra città, ma la nostra società. Insomma, uno gira non solo per Trieste, ma gira per l'Italia e vede che c'è una società che è completamente cambiata. C'è un cambiamento, laddove indubbiamente è inutile che c'è, dobbiamo anche essere onesti, perché noi c'è una quota di immigrati che serve alla nostra società per vivere. Insomma, io faccio sempre una battuta: quando uno va a mangiare la pizza, si ricordi che quei pomodori per la grande maggioranza vengono raccolti dagli immigrati, quelle mozzarelle che sono su quella pizza vengono prodotte in caseifici dove lavorano immigrati, e quindi potrei continuare avanti. Quindi, al netto di una forza lavoro che è indispensabile ormai, perché taluni lavori non si fanno, non vengono più fatti, è chiaro che tutta la macro parte di persone che sono qui non si sa cosa fare dalla mattina alla sera, e che non potranno fare nulla dalla mattina alla sera perché non c'è posto più per tutti. Ormai abbiamo superato. Rimandarli a casa sarebbe, come dire, è il migliore. Infatti c'è questo piano Mattei, che è così chiamato in onore al grande Mattei, che vuole appunto dare una risposta nei luoghi da dove loro arrivano. È una sfida lunga, io sono convinto che alla fine si riuscirà a trovare questo equilibrio. Viviamo un momento di transizione, di scelte che chiaramente porteranno i loro frutti non domani. Ecco, so che questa, scusate che porto via tempo la telefonata, noi viviamo in una società molto radicalizzata, no? Vuole risposte adesso, subito, oggi, stamattina. Quelle risposte avranno soddisfazione non domani mattina, non stamattina, ma probabilmente in un futuro prossimo. Bisogna avere pazienza, è un lavoro lungo e certosino. Perché non sono questioni semplici da risolvere. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sergio, buongiorno a voi. Sergio, ecco, volevo segnalare le tante reti che ha messo l'autorità portuale lungo il Porto Vecchio, che sono tutte svitate, e si presume che logicamente all'altezza di quelle reti, di quel sbarramento, e dentro ci sono i clandestini o migranti, come si vuol chiamare. L'altra settimana che siamo andati a fare, che andiamo sovente a fare dei giri con il cane dentro nel Porto Vecchio, vediamo sempre all'altezza della Stock gente che anche fa bagno, emigrati che stanno facendo il bagno. Dunque, io non voglio dire niente, ma sono lì vicini ai bagni delle autorità portuali e anche del ferroviario. E tutte, come scrive anche il giornale, e tutte le costruzioni all'interno, i magazzini, quelli che sono a posto, che hanno il tetto, perfetto, sì, hanno dentro, allora è inutile, io non so, eliminando questi che sono al silos, quanti rimarranno ancora dentro nei vari edifici, perché qui nessuno fa niente. Qui il prefetto e la questura dovrebbe andare anche coi cani, andare lì anche per vedere se c'è traffico di droga, perché io penso che questa gente che vive qua,
senza esserti denunciata, questo l'hanno fatto più con volte, cosa vive? In realtà. L'hanno fatto più volte, queste operazioni, diciamo, di controllo in quella zona l'hanno fatta più volte, no? Sì, è chiusa la telefonata. Per verificare, insomma, questa particolare situazione. Comunque quello che segnala il signor Sergio, che torna, no, sul luogo il signor Sergio ha segnalato una cosa assolutamente reale, che sono queste... e bisogna chiaramente le segnalerò a sua volta, finita la trasmissione, a chi di competenza, se ci sono appunto queste barriere che sono state installate, no? Con il piedino in cemento armato, no? Queste reti chiaramente si sono svitate. Ecco, quindi questo è un tema. Al di là di queste reti che vengono spostate, c'è proprio uno squarcio che io ho già avuto modo di segnalare, dove chiaramente, insomma, il Porto Vecchio poi è immenso, no? Cioè a 1000 porte, tra virgolette, per potersi, come dire, per poter aggirare le famose reti. E la questura, il prefetto sa benissimo che chiaramente anche negli altri magazzini c'è la presenza effettua e ha effettuato ed effettuerà dei controlli per chiaramente prendere questi immigrati, rispostarli, eccetera. Il problema, un po' torniamo alla telefonata di prima, è trasferire questi immigrati, perché chiaramente noi non possiamo stare in equilibrio con un numero così grande di immigrati. Le assicuro che questo impegno della prefettura, della questura, di tutte le forze, perché il prefetto governa tutte, no, le forze dell'ordine, c'è, ma ci sarà ancora più forte, perché, e lei ha fatto bene a fare questa telefonata, perché adesso ci giochiamo questa operazione, no? Adesso ci giochiamo, cioè adesso è stata presa questa scelta, questa decisione di svuotare, uso il termine svuotare, insomma, di svuotare il silos, diciamo così, e quindi di chiudere quel luogo, di potenziare il campo scout, ma a quel punto tutto ha un senso se appunto, come dice lei, si va a monitorare ancora con più decisione. Giusto. E quindi io non ho dubbi che vi sarà un'operazione sincrona, costante di attenzione, perché sennò appunto il rischio che si sposti il problema c'è. Ma sono pienamente convinto che il prefetto si impegnerà fortemente, perché chiaramente il prefetto ci mette anche del suo, la sua operatività. Chiaro. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Prima volevo solo leggere rapidamente il messaggio di Emma, che dice: posso dire con orgoglio che i medici negli ospedali ci sono e abbiamo i migliori. Questa è l'opinione. Condivido pienamente. Condivisa anche da Michele Lobianco. A fra pochissimo, dopo un po' di pubblicità. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, 8:35, sempre in compagnia del consigliere regionale di Forza Italia, Michele Lobianco, che sta dialogando con voi telespettatori. C'è già, consigliere, una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Laura, lei è il suo ospite. Volevo dire al suo ospite, buongiorno, che faccia il buonista, venga ad abitare a Monfalcone. I nostri immobili hanno perso metà del loro valore, se riesce a venderli. Pronto? È caduta la telefonata di Silva, ci dispiace, però magari provi a richiamarci, qualche problema con la comunicazione, però voleva sottolineare il caso ancora diverso di Monfalcone. Ma io non sono un buonista, anzi mi veniva detto quando ero assessore che ero severo ma giusto. Severo ma giusto. No, ma la signora nei miei confronti ha un certo apprezzamento, che lo dimostra ogni telefonata. Prego, richiami. Vediamo se ha richiamato forse la signora. Pronto? Sì, eccoci, era caduta la linea. Okay. E poi volevo dire una cosa che ho già segnalato, ma continua ad essere a Monfalcone. Ci sono le donne, che poi bisogna vedere chi è sotto quell'abito, che girano con il burka completo, quello con la retina sugli occhi. Mi è successo di andare in posta, prima c'era un ragazzo con il casco integrale, però con la visiera tirata su, e l'addetta allo sportello gli ha detto che non si può tenere
il casco in un posto pubblico. Poi era una donna del Bangladesh, come gli dico, con il burqa completo, doveva pagare un bollettino perché era davanti a me, nessuno le ha detto niente, e queste cose continuano ad essere. Inutile fare i buonisti, venga ad abitare a Monfalcone, poi vedrà se è dello stesso parere. Capito, signora. E buona giornata. Grazie buona Silva, giornata, buona giornata. Grazie. Un allora saluto a Monfalcone. ripeto alla signora Silva di Sì. Monfalcone, io non sono un buonista, io sono un realista, e ripeto, quando ero assessore mi dicevano lei è severo, ma giusto. Insomma, io guardo la realtà, si figura. Ma peraltro potrei dire che io abito in un luogo proprio qua vicino che ha una struttura di fronte che accoglie tutta una serie di persone, quindi io vivo anche in modo così. Ed ero proprio a Monfalcone questa domenica, sono andato a fare un giro a Marina Giulia, io vivo il territorio, cioè vivo le mie, sono andato a fare una gita a Marina Giulia, e quindi ho visto, non è che io viva in una torre dorata e lontano, anzi. Sì, questa cosa del casco, sì, me l'ha già detta mi pare un paio d'anni fa, un anno fa, insomma l'ho sentita, questa cosa se si ripete. Guardi, a Monfalcone c'è un sindaco di nome Cisinte che insomma, più attiva su questo tema, vede? Di lei non ci sono, si è attivata, e quindi non ho altro da aggiungere per tutto ciò che la sindaca ha già fatto, insomma. Comunque ha fatto bene a ripetere questo tema. Questo concetto, insomma, del burqa, del casco, della visibilità della persona. Condivido, uno non dovrebbe averlo, no? Cioè, è ovvio, uno io entro qua in questo studio, devo farmi capire chi sono, no? Devo andare in posta, è ovvio che devo... Ma si vede che è difficile, ecco, molto difficile. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Buongiorno a lei. Buongiorno alla gentile redazione, all'ospite e a tutti i telespettatori Tele 4. Buongiorno. Allora, vedi, io ho ascoltato quello che il gentile ospite, diciamo, sta parlando, no? Sì. E premetto, sono una persona, diciamo, di natura positiva, certo la positività dappertutto, però d'altra parte ci sono i dati reali, i dati ufficiali, i dati statistici che parlano, e sono esattamente, diciamo, quelli che quando qualcuno parla vado a verificare. Allora, una caratteristica di questo governo, sia di di questo governo di centrodestra, diciamo del centrodestra in giù, cioè dalla regione, del comune, eccetera, eccetera, è che a mio avviso voi siete messianici, perché voi... Le chiedo scusa, non si sente. Non abbiamo capito quello che ha detto, mi scusi, perché va e viene la voce. Sì. Ho detto che i governi adesso meglio, bravo. Meglio, sì. I governi, diciamo, dal governo in giù, cioè governo, regione, comune, eccetera, eccetera, mi dà la sensazione che voi siete messianici. Voi in definitiva chiedete alla popolazione, credete in noi, perché noi siamo quelli che vi porteranno i 144.000 nel regno dei cieli. Molto settario come ragionamento, no? No. Perché alla fine è infarcito di tanta positività, però purtroppo i dati reali dicono che l'Italia sta letteralmente sprofondando nella povertà. In particolar modo Trieste, il 25% della popolazione risulta essere in uno stato di povertà. E sembra che neanche questo vi possa interessare, perché fondamentalmente l'unica preoccupazione, basta vedere quello che è venuto fuori dal G7, è quella di fornire armi, cioè soldi nostri, in Ucraina, e questi, come ha detto lei, queste persone che vengono da fuori, vengono da qua e che fanno la famosa pizza di pomodori della mozzarella, vorrei chiederle se per caso hanno, diciamo, delle vie privilegiate, e questo si gradirei una risposta, ad esempio aspettano tutto quel tempo che dobbiamo aspettare noi, ad esempio nelle visite specialistiche. Se mentre a me una visita specialistica mi tocca aspettare 6 mesi, un anno, potrebbe essere che questi qua ce li hanno subito? Poi volevo ricordarle che questi lavori che gli italiani non vogliono fare, questi italiani che non vogliono fare, e dopo chiudo Bucarella, non mi censuri per favore, dica. Questi lavori che gli italiani non vogliono fare, questi non è che non li vogliono fare gli italiani perché gli italiani sono altezzosi, perché, diciamo, voi
centrodestra assieme al centro-sinistra aveste promosso con questa storia degli immigrati una sorta di macelleria sociale in termini proprio chi viene da fuori fa dumping sociale, e secondo c'è una sorta di precarietà, diciamo, nel mondo del lavoro di natura tale, di natura forte, che addirittura gli italiani non fanno figli. Allora va bene, ok, però non apparterrò mai alla vostra setta del regno dei cieli e del regno dei migliori. Grazie, buongiorno. Grazie al nostro telespettatore. Allora... Basso. Bene. No, ma ha dato il telespettatore che io seguo sempre a Tele4, no? È una delle voci di Tele4, che insomma assieme al signore Silva, al signore Franco Lega, insomma. Guardi, e anzi è interessante il suo spunto, interessantissimo. Vede, c'è un attore, un grande attore che si chiama Antonio Albanese, no? Che ha tra le sue grandi, come dire, performance artistiche diversi personaggi. Uno che a me piace, ma perché mi diverte molto, è il ministro della paura. Se lei non sa, clicchi Google, YouTube, guardi il ministro della paura. Allora, se vuole, io impersono quello, faccio il ministro della paura, vengo qui, incomincio a terrorizzare tutti i telespettatori e quindi faccio la cosa più facile, sa? Guardi che far politica dicendo è questo, terrorizzando. Io sono ben conscio, cioè quando uno, quando uno cerca di fare politica in un certo, con un profilo di una certa, levatura, insomma. Cioè, voglio dire, cerca di avere una visione ben conscia di quella che è la realtà. Guardi, poi detta a me, se lei guarda il mio curriculum vitae capirà da dove arrivo, chi sono, eccetera. Quindi so bene quali sono i lavori precari, il disagio, la povertà, come si deve, cioè come dire, la condizione adesso con l'immigrazione, dove il tema dei lavori, insomma, quando lei dice, io penso a quanti muoiono nei campi, no? Ci dimentichiamo le morti nei campi di pomodoro o nella raccolta dell'uva, i caporali, il caporalato. Guardi, se vuole io le racconto la mia storia personale, io arrivo dalla Puglia, so cos'è il caporalato, so cosa sono il lavoro 12-14 ore sotto il sole che facevano, insomma, che oggi fanno per la maggioranza gli immigrati, è una quota di italiani, ma insomma io le potrei raccontare tutto. Potrei fare, come le ho detto, un altro mestiere. Io cerco di essere non messianico, no? Cerco di rappresentare una politica che conosce, mi guardi, conosce i problemi, sa bene di cosa stiamo parlando, non fa facile demagogia perché potrei venire qua a raccontare ciò che piace sentire, no? E dopo salutare e andare via. No, come, ecco, quindi al di là, mi è piaciuto il suo spunto che ci ha consentito anche di dialogare in modo indiretto, quindi i problemi si conoscono, si cercano di risolvere, di governare, si conosce benissimo qual è la situazione. Allora, e mi fermo qui, ci perché siamo a Sveglia Trieste anche, dopo ci vorrebbe una trasmissione diversa. Esatto, allora alla dottoressa e all'ospite, il caro Lobianco, ci scrive Gianni, una giornata di serenità a loro due e a tutta la città, grazie. Mediando un pochino una frase di un grande scrittore al mio bisogno di esprimermi, dico della nostra città, dalla umanità conosciuta da sempre alla disinvoltura e alla volgarità di oggi verso le contrade, le piazze e monumenti che i triestini rispettano poiché amano la città, ai nuovi arrivati non dicono nulla. Questo è il problema, con tanto dispiacere le consuete mie monade. Insomma, dice è anche un problema di educazione, no? In qualche modo. Intanto saluto veramente con simpatia il signor Gianni che rappresenta, come dire, la memoria storica della nostra città, è una persona di raffinata cultura civica della nostra città e quindi ha visto sì lui bene tutti i cambiamenti della nostra città, quindi di quella che è il tessuto sociale
che chiaramente sta cambiando. Indubbiamente vi è questo Vede, caro signor Gianni, cari spettatori, basterebbe guardare un'indagine dell'Istat, come dire, oddio l'Istat che parla dell'Istat adesso, no? Sulla società d'oggi, no? E ahimè la fotografia dell'Istat è poco edificante, perché fotografa una società che è quella descritta appunto dal signor Gianni. Ma io, che non sono un messianico, ma insomma, peraltro io lo perdono perché lei non sa quel che dice, la metto così, riferito agli altri, non a Gianni, all'altro telespettatore. Voglio dire, ma così concludiamo anche in modo... quello che mi sento di dire al signor Gianni è che indubbiamente vi è questa società che per tutta una serie di motivi, che ripeto meriterebbe una bella trasmissione, si è avvolta su se stessa, ripiegata su se stesso, si è incattivita, si è imbarbarita, perché appunto quello che parlava prima, non c'è più, c'è il problema del lavoro dal punto di vista della precarietà, poi però scopriamo che gli enti pubblici, ho fatto l'assessore al personale, gli enti pubblici cercano dipendenti. Cioè è incredibile. Cioè, non li trovano. Allora attenzione quando si parla, perché dopo non dobbiamo lamentarci se magari qualcun altro vince i concorsi in un ente pubblico, no? Allora noi abbiamo la regione, adesso c'è anche questo tentativo di creare una scuola di formazione che possa accogliere i futuri dipendenti, no? Cioè abbiamo concorsi non dico semideserti, ma che poi vengono disertati. Alla fine non si trovano dipendenti pubblici, ma al di là di questo, perché ho fatto uno piccolo spostamento sul tema, allora è una società che chiaramente si è incrudita, mettiamola così, dove il saluto col vicino ormai, no, oltre il mio perimetro, eccetera, non si può, eccetera. Ovviamente questo lo dico come dire, un po' in modo, ecco, voglio stressare un po' questo concetto. Bisogna, secondo me, riprendere per mano quello che diceva il signor Gianni, no? Ecco, il buon vivere dal punto di vista dei rapporti interpersonali e di comprendere che bisogna perseguire tutto l'interesse collettivo, insomma, da rispettare un'aiuola, non sporcare per terra, non buttare la sigaretta, la carta, a far tutto, a comportarsi bene, insomma. Adesso ecco entro e sono nuovamente messianico. Signor Gianni, l'abbraccio con grande affetto. Lo abbracciamo assolutamente. Allora, io intanto ho visto il nostro Gianluca Paladin, eccolo qui, pronto davanti alla prefettura di Gorizia in piazza Vittoria per l'inizio di questo trilaterale, di questo incontro importante, anche il vertice sulla sicurezza proprio nella città di Gorizia. Allora, buongiorno Gianluca, a te la linea. Buongiorno Laura, esatto, due appuntamenti importanti qui a Gorizia. Il primo, il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico voluto dal prefetto Ricciardi, sarà presente ovviamente anche per questo il ministro degli interni Piantedosi, e poi invece il trilaterale con i ministri anche di Croazia e Slovenia per fare il punto della situazione su diverse questioni. Quindi sul tavolo ci sono più argomenti, la sicurezza in generale, anche visto il periodo estivo, un punto di sicurezza per quanto riguarda la regione stessa, per le località turistiche. Infatti sappiamo che insomma si andrà anche a potenziare il dispositivo che vede arrivare anche poliziotti e carabinieri da Roma, in più proprio per i rinforzi di alcuni controlli qua in Friuli Venezia Giulia. E poi ovviamente c'è tutta la tematica dei confini, tutto quello che ruota attorno alla rotta balcanica e non solo. Infatti sarà un lavoro di sinergia fra i tre ministri e scopriremo assieme, Laura, sostanzialmente anche se verranno prese particolari decisioni. Vedo che è arrivato anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, adesso casomai se facciamo in tempo a beccarlo al volo e intervistarlo non sarebbe male. Aspetta Laura, perché faccio anche cenno casomai se ci vede, anzi mi avvicino io con il sindaco, è un amico anche di Tele4 a prenderlo. Sindaco, buongiorno, noi siamo già in diretta, sindaco, come sempre, siamo inesorabili.
Da ieri sera voi eravate qui, voi stavate piantonando la prefettura. Esattamente. Ho lasciato Tele4 ieri sera alle 20:20 e vi rivedo stamani. Abbiamo il campeggio abusivo qua a Gorizia. Contavo le ore che mi separavano dalla vostra diretta. Dopo ovviamente queste giornate che hanno visto parlare molto anche di confini, insomma un punto della situazione anche su questo tema, qui ovviamente in prefettura, ma è un trilaterale con 3 ministri, oltre all'appuntamento per il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Dobbiamo capire cosa aspettarci, cosa emergerà, ovviamente un lavoro in sinergia per garantire tutto quello che riguarda la sicurezza e non solo. Ma assolutamente sì, anche perché qui ho la bustarella che contiene una lettera per il Ministro in cui ho reiterato alcune nostre preoccupazioni, richieste, ma anche apprezzamento perché immagino che non sia piacere e desiderio di nessuno adottare queste misure che hanno un costo in termini di impatto sociale, oltre che naturalmente un costo anche di natura economica. Non dimentichiamoci che a brevissimo comincerà la stagione turistica. Quello che noi avevamo chiesto al Ministro ha mantenuto, abbiamo reiterato la richiesta, ha nuovamente mantenuto. Per quanto riguarda un interesse becero del sindaco di Gorizia che va al di là di interessi internazionali, che venisse assicurato la permeabilità del nostro confine tra Gorizia e Nuova Gorizia, perciò una sorta di corsia privilegiata proprio per consentire di non ostacolare, di non rallentare in nessuna misura quell'importante traffico transfrontaliero che comprensibilmente è stato accentuato dalla Capitale Europea della Cultura, ma non soltanto per l'organizzazione degli eventi, ma anche perché c'è un nuovo modo di percepire i confini tra le comunità e oltre le comunità. C'è proprio un flusso reciproco estremamente importante. Perciò la prima nostra richiesta è questa. È vero poi che avevamo chiesto, insieme anche al prefetto di Gorizia, un rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine, ma anche dei vigili del fuoco per quanto riguarda il nostro territorio. È stato confermato fino a settembre. La nostra richiesta è che invece possa essere riconfermato in tutto il prossimo anno per ovvie ragioni, perché migliaia saranno gli eventi che avranno luogo al di qua di là del confine. Noi pensiamo ovviamente sulla parte italiana, e va da sé che già oggi il personale non è in grado delle forze dell'ordine di presidiare laddove è necessario questi eventi. Se pensiamo invece ai vigili del fuoco, noi sappiamo, chi organizza spettacoli sa che ci sono delle prescrizioni di legge, a cominciare dalla Commissione dei pubblici spettacoli, che deve essere convocata, istituita, fa delle prescrizioni, si modificano i piani della sicurezza, perciò è un lavoro importante che oggi i vigili del fuoco non sono in grado di fare, e senza questi piani della sicurezza ai quali partecipano i vigili del fuoco non si possono realizzare gli eventi. Ecco perché sarebbe un peccato che abbiamo questa grande macchina internazionale che lavora per la Capitale Europea e dopo ci possono essere questi intoppi derivanti da comprensibili difficoltà di organico. Queste sono sostanzialmente le nostre richieste principali e ciliegina sulla torta, ma mi auguro che davvero non sia per la richiesta del sindaco di Gorizia, ma sia perché siano venute meno progressivamente le ragioni che hanno indotto i governi ad adottare questa sospensione, seppur abbastanza blanda, di Schengen, e che nel 2025 Capitale Europea sarebbe davvero uno sberleffo, Capitale Europea della Cultura Gorizia e Nuova Gorizia ancora con la sospensione di Schengen. Ma ripeto, le ragioni non devono essere quelle della richiesta del sindaco, che certamente c'è, ma soprattutto il venir meno delle ragioni di ordine pubblico. Di porre un limite, di non andare avanti a suon di proroghe per troppo tempo. Però è vero una cosa, che un'agenzia di stampa dell'altro ieri, credo, ha sottolineato come ci sia stata un'impennata nella rotta balcanica superiore a quella del Mediterraneo, e mi auguro che il nuovo Parlamento eletto possa finalmente acquisire piena consapevolezza del fatto che il confine è europeo, non italiano, è il Mediterraneo, e che il confine deve essere quello dalla Croazia in poi. Uno Stato che con 4 milioni di abitanti, con le risorse di cui dispone, oggettivamente non si può pensare di chiedergli di farsi carico di ogni onere. Ecco perché conto davvero che una delle prime misure da parte europea sia quella del presidio dei confini, che lo considero il minimo sindacale, oltre naturalmente a una politica di rimpatri che possa essere spalmata in tutta Europa.
Un flash sindaco, poi lei ha anche un appuntamento alle 14, mi pare, giusto, in piazza. Un segreto con voi, Sì, entreremo come sapete, Piazza della Transalpina, grazie al cielo un grande cantiere, finirà fine gennaio del prossimo anno. La parte italiana, peraltro, il cosiddetto tridente, cioè quelle 3 vie che convergono su Piazza della Transalpina, sono tutte e 3 un grande cantiere, perciò non percorribile. Entreremo da parte slovena, via San Gabriele, arriveremo davanti alla stazione e lì ci vedremo con il ministro degli interni nostro, Piantedosi, il suo omologo sloveno, non quello croato, mi risulta non esserci anche quello croato, insieme ai 2 sindaci, un modo simbolico dove appunto insieme al sindaco di Novo Gorizia, che oggi ovviamente in prefettura non ci sarà, reitereremo tutti insieme a gran voce queste richieste. Grazie sindaco Ziberna e mi sa che ci rivedremo dopo. Sì, ma anche prima, se quando interromperete la diretta siete miei ospiti per un caffè. Grazie al sindaco Rodolfo Ziberna. Un saluto da Michele Lobianco al sindaco. Grazie a te Laura e grazie anche al consigliere Michele Lobianco che la saluta. Grande Michele, grande Laura. Benissimo, allora Ciao, ci rivediamo sindaco. più tardi Un saluto per al sindaco, i prossimi allora. collegamenti. Seguite Tele4 ovviamente con il nostro telegiornale. Grande Un saluto Gianluca. dopo. Ciao. A dopo Gianluca, grazie naturalmente anche al sindaco Ziberna. Insomma, Ma ecco, mi viene spontaneo adesso mentre ascoltavo il sindaco e Gianluca Paladini, l'aver fatto un incontro a Gorizia di 3 ministri sul tema sicurezza, sul tema immigrazione fondamentalmente, è una di quelle cose di cui parlavo prima, no? Cioè, adesso se noi andassimo ad annotare le trilaterali fatte dalle nostre parti non è che ne troveremo molte di ministri che vengono, perché il tema dell'immigrazione, della sicurezza, dei confini è il tema primo sull'agenda appunto del governo, come dire, dei processi migratori della nostra regione e chiaramente non solo la nostra regione, che chiaramente vede la rotta balcanica trovare proprio in regione una strada, come dire, un sentiero preferenziale. E l'incontro di questi 3 ministri chiaramente testimonia l'essere sul pezzo su questo tema e cercare in tutti i modi, come ha detto il sindaco Ziberna, che questo tema sia preso in carico dai nostri intanto paesi confinanti, perché abbiamo la Croazia che ha adesso il confine, no? Ecco, il cosiddetto di Schengen, ma chiaramente questo è un problema epocale, è un tema epocale che chiaramente deve essere governato dall'insieme, dall'unicum, no? Ma adesso intanto dai paesi che vedono essere attraversati sistematicamente, quotidianamente, dalla rotta balcanica, che è l'Italia, la Slovenia e la Croazia. E aver fatto a Gorizia questo incontro dimostra che vi è, al di là di quello che, no, senza andare a ripetere di chi di cosa, che vi è un'attenzione massima sul tema. Allora ci scrive Patrizia: non credo che le persone del campo scout di Campo Sacro hanno lasciato gli edifici dedicati ai nostri ragazzi con molto piacere e oltretutto sono stati anche vergognosamente danneggiati dagli occupanti così poco riconoscenti verso la comunità di Trieste del Carso, perché era successo anche questo, no? Danneggiamenti durante, credo, se non ricordo male, dopo la fase del Covid. Per questo io infatti ho ringraziato tutti gli scout, le famiglie, perché conosco quella comunità e quindi la comunità di scout in genere, e quindi è un grande gesto di generosità che fanno gli scout nell'aver comunque offerto questa struttura, insomma. Allora, siamo al termine di questa prima parte della nostra trasmissione. Io ringrazio e saluto Michele Lobianco per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci. Un saluto a tutti i telespettatori di Tele4 e ci rivediamo alle prossime occasioni. Alle prossime occasioni e buon lavoro oggi e domani al Consiglio regionale. Sì, abbiamo 2 giornate di Consiglio regionale. Benissimo, grazie. Allora noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo ci sarà Maria Luisa Paglia, segretaria del Partito Democratico di Trieste. Fra poco.
Bentornati in diretta, sono le 9:05 e siamo in compagnia di Maria Luisa Paglia, segretaria del Partito Democratico di Trieste. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito. Grazie di essere qui. Allora, si sta parlando molto della questione del Silos, arrivano continuamente ancora prese di posizione anche da parte dei nostri telespettatori. Buongiorno, ci scrive Rossana, ad esempio, si sente a sentire tanti proclami sullo sgombero del Silos dopo aver sentito per mesi, se non anni, un continuo no se pol. Viene spontaneo chiedersi come mai proprio adesso c'è tutta questa fretta a liberare il centro dagli immigrati. Questa è la domanda di Rossana. Ci sono vari interventi, insomma. Enrico invece dice: buongiorno, ormai siamo la Lampedusa del nord-est, per la mia nipotina arrivata domenica 9 non vedo niente di buono. Intanto auguri, insomma, per la nipotina. Controlli molto scarsi, girando per città ci si rende conto della loro minima presenza. Buona giornata. Dice che insomma c'è poco controllo, secondo lui, secondo il signor Enrico. Ma allora questa cosa fa molta tristezza. La signora che ha scritto la mail prima ha ragione. Come mai solo adesso? La risposta è semplice, perché fra qualche giorno arriverà il presidente Mattarella e poi successivamente, dopo circa 6 giorni, il Papa per la settimana sociale dei cattolici. Il problema non è il fatto che vengono dislocati in altro luogo, in altra città, perché questo è quello che avrebbero dovuto fare sistematicamente. Ecco. Il problema è quelli che stanno arrivando e che continueranno ad arrivare, dove vanno? Non c'è una regolamentazione ben precisa, anche perché non andranno al Silos se sarà presidiato, e anche lì ci sarà uno spreco di forze dell'ordine. Andranno a sistemarsi, a trovare una sistemazione, un posto dove dormire in altri spazi, come già sta avvenendo. Già a Porto Vecchio si sono insediati. Allora, se non si regolarizza in modo sistematico, e sarà sempre peggio, invece dal Silos andranno in un altro posto. Il prefetto aveva prospettato l'idea di Camposacro, dell'ostello scout, però l'ostello scout al momento non ha né i letti né i servizi igienici adeguati. Allora, dove andranno queste persone? Li sposteranno da un giaciglio di emergenza ad un altro? E poi la sindaca di Sgonico, Monica Rovatin, tante volte aveva sollecitato per risolvere delle criticità, l'illuminazione da migliorare, i trasporti da potenziare, perché queste persone devono venire in città per andare alla Caritas per i pranzi e le cene, devono andare in questura per i documenti, quindi continueremo ad avere dei disagi, noi e le persone che arrivano. Queste persone arriveranno in continuazione, anzi siamo in estate e probabilmente ne arriveranno ancora di più, arriveranno in città e dove staranno? Ecco. Questa è la domanda, insomma, ce lo poniamo tutti, perché questa non è una soluzione, questo è uno sgombero per toglierli dalla vista. Tante volte noi come Partito Democratico, insieme alle associazioni, alle realtà del territorio e altre forze politiche di opposizione, abbiamo proposto la struttura di via Flavio Gioia, che già, diciamo, pronta per una sistemazione del genere, basta solo inserire, mettere delle brandine, ci sono già i servizi, c'è l'energia elettrica, e allora potevano essere sistemati lì, ma non si vuole utilizzare quella struttura, non si sa perché, non è stata data una spiegazione, e allora vedremo cosa succederà, non ci aspetta nulla di buono. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? No, sono Francesco da Trieste. Buongiorno a lei e al suo ospite. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei fare una sottolineatura senza polemizzare, senza niente. Dico, quando invitate qualcuno lì da voi, dopo alla fine magari se c'è un servizio esterno, come il caso del sindaco di Gorizia, che per l'amore di Dio mi piace ascoltarlo e parlare anche del vostro collaboratore, il giornalista, anche altrettanto, però insomma ci trovo del tempo allo Bianco, che ha parlato pochissimo, magari avrebbe potuto intervenire su situazioni che sono qui a livello di Trieste, no?
Cioè, ripeto, è una situazione che magari è una situazione in basso, nel senso che c'è il vostro ospite dove giusto voi dovete parlare come giornalisti, come c'era il collegamento. Però Tonino Bianco ha parlato pochissimo, ha detto pochissimo. Non mi pare, comunque, insomma, ha avuto modo di parlare quello che di dire, insomma, quello che voleva. Comunque questo è il suo suggerimento, va bene, insomma, cercheremo di far parlare di più l'ospite. Non c'è problema per questo, Francesco. Grazie comunque di aver telefonato. Prima abbiamo fatto un collegamento appunto con Gorizia, dove oggi c'è un trilaterale importante fra i paesi appunto dell'Italia, Slovenia e Croazia, e poi c'è anche il vertice sull'ordine e la sicurezza con la presenza anche del ministro Piantedosi. Volevamo dare insomma così un cenno anche a questa importante, in questo importante momento. C'è il nostro Gianluca Paladin, non era Bernardo Gulotta, il nostro giornalista in esterna. Allora, dunque ci sono anche delle mail che arrivano, ci chiede, allora intanto il signor Alberto, buongiorno, indifferente chi sia l'ospite, volevo segnalare che perfino un'operazione a un braccio diventa un'odissea. È un mese che ha avuto il colloquio con medici ed anestesiste e non viene chiamato per essere operato perché non ci sono posti, quindi torna invece sul tema della sanità. Mentre Emma ci scrive: sempre più grande piacere ascoltarla, benvenuta Maria Luisa Paglia. Va bene, grazie a Emma. Signora. Il problema della sanità è il problema principale che sta attanagliando la nostra società ultimamente. Perché negli anni non si è potenziata la sanità pubblica e si sono strette sempre più convenzioni con la sanità privata. Però se chi ha le possibilità economiche può, in base all'appuntamento per una visita specialistica o per un intervento, rivolgersi appunto a questo sistema, non lo può fare chi invece non ha una famiglia a cui pensare, non ha questa disponibilità economica, e comunque non è giusto, perché noi cittadini paghiamo le tasse sistematicamente e queste tasse devono esserci restituite in servizi. Servizio che può essere l'istruzione pubblica, la viabilità pubblica, come la sanità pubblica in primo luogo, perché senza la salute immagino che la vita è difficile per tutte e tutti. Noi insistiamo sempre sull'attivare, consigliare i cittadini ad attivare il sistema di garanzia. Significa che quando, in base alla prescrizione medica, i termini, le date vanno oltre, allora di prendere l'appuntamento che si è ricevuto presso il CUP e chiedere di essere autorizzati a rivolgersi in un sistema convenzionato, in una struttura privata convenzionata. Solo dopo l'autorizzazione si può andare lì e si riceverà poi il rimborso per la visita, ma generalmente non succede perché il CUP stesso trova subito un appuntamento. Molte persone non lo sanno, non sono a conoscenza di questo sistema di tutela, che è una legge nazionale, non è né regionale né riguarda il nostro territorio comunale, però c'è un modo di risolvere, ecco. Tutto dipende dalla prescrizione medica, dalla scadenza della prescrizione medica, è un'altra cosa molto importante. Bisogna aver richiesto l'appuntamento entro 4 giorni dall'emissione della ricetta medica. Dalla ricetta, quindi bastano questi paletti diciamo temporali per poter accedere a questa possibilità. Io stessa ne ho usufruito un paio di volte, mi avevano dato un appuntamento dopo 6 mesi anche in un'altra provincia. La mia ricetta diceva massimo entro 30 giorni, ho chiamato, ho scritto la mail ai numeri indicati e mi è stata anticipata addirittura la seconda volta il giorno dopo. Il giorno dopo addirittura. Sì, mi sono sconvolta io stessa il giorno quindi dopo. È bene insomma saperlo, perché così si può in qualche modo agire, perché si ha sempre l'impressione di essere in balia, no? È vero, però è vero che non funziona questo sistema in questo modo, non funziona assolutamente. Certo. Allora, una telefonata, poi torneremo credo anche dal nostro Gianluca Paladin, che vedevo già nuovamente in collegamento da Gorizia. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi?
Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. C'è tanta fatica quando ci si approccia appunto alle strutture sanitarie. Io ho un'esperienza che vorrei dirvela e poi che la commentiate. Sì. Ho fatto un prelievo di sangue al maggiore. Ho parlato con l'assistente, l'infermiera, e mi ha detto che una volta gli intervalli tra un prelievo e l'altro erano di un quarto d'ora, adesso hanno portato a mezz'ora. Questo praticamente ha provocato un allungamento della coda, ovviamente. E le conclusioni della gente che opera lì è che praticamente questo è il prodromo a privatizzare anche quel servizio. Questo ho saputo, e a voi la risposta di perché succede questo e il commento. Grazie. Ho capito Gino, buona giornata. Insomma, gli è stato detto che c'è stato un allungamento. Di questo stacco di tempo tra un prelievo e l'altro, a dire la verità, non so nulla, ma se dovesse essere vero, corrispondere alla verità, sta a indicare soltanto una cosa, che c'è una mancanza di risorse umane. Personale, no? A fronte di questa mancanza di risorse umane bisogna fare più concorsi, ma mi è stato sollevato il problema che negli ultimi concorsi c'è stato un problema per la rivalutazione dei titoli, nel senso che molti OS, molti infermieri hanno fatto richiesta di partecipare al concorso con il titolo di studio, un titolo di studio equipollente, e nel momento in cui hanno superato già la prova, alla richiesta successiva dei documenti hanno richiesto una documentazione più adeguata da Roma, che è arrivata dopo diversi mesi, e loro sono stati esclusi dal concorso. Allora ci sono tante difficoltà burocratiche che soffocano il nostro sistema e ci bloccano in queste situazioni. Sicuramente delle risorse umane a disposizione potrebbero esserci, ma si rimane in questa situazione tipica. Una di queste è quella che ha sollevato il telespettatore. Potrebbe essere vero, perché se mancano le risorse umane, e c'è da dire che in quel campo lì sarebbe necessario un rinnovo del contratto e un adeguamento dello stipendio, perché non è più allettante per entrare nel pubblico, perché ci sono turni estenuanti, difficoltà a prendere le ferie proprio perché mancano le forze umane, quindi la maggior parte, se c'è spazio, si riversa verso il privato perché non ha problemi per le ferie, ha una retribuzione più alta, più adeguata sentendo addirittura chi lavora insomma all'interno, spesso è proprio quello il problema del turno così estenuante, della non possibilità di gestire la propria vita lavorativa e quella la propria famiglia, la vita personale. È proprio questo, ancor più che i soldi insomma che si guadagnano alla fine del mese, no? È spesso molto la qualità del lavoro, no? Queste persone lavorano a contatto con la sofferenza giornalmente, non è una cosa semplice, e non dobbiamo dimenticare quello che hanno passato durante il periodo del Covid. Tutti li abbiamo considerati degli eroi e delle eroine, salvo poi dopo un po' dimenticare il valore del loro lavoro, perché loro ci sono accanto proprio nel momento della sofferenza, del dolore, non è una cosa da niente, quindi dovrebbero avere la giusta retribuzione. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, se non c'è il collegamento con Gorizia, altrimenti lo facciamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, 9:22, sempre in compagnia di Maria Luisa Paglia, che è la segretaria del Partito Democratico qui a Trieste. Allora, siamo in attesa di collegarci con Gorizia, lo dico ancora perché sta arrivando, credo proprio in questi minuti, il ministro Piantedosi alla prefettura di Gorizia per partecipare al vertice per la sicurezza. Abbiamo già visto il sindaco Ziberna prima entrare nell'edificio. Ci collegheremo fra pochissimo con il nostro Gianluca
Paladin per seguire anche questa importante trilaterale appunto a Gorizia, perché poi ci saranno anche i ministri di Croazia e Slovenia. Allora, ci scrivono i nostri telespettatori: buongiorno, la Galleria del Carso è chiusa da giorni in direzione Trieste, lo sarà ancora per qualche giorno, possibile che non ci sia una pattuglia della stradale o quant'altro per regolare i flussi di traffico al bivio ad Acca. Grazie e buona giornata. Insomma, c'è stato un po' di traffico nella zona. Anche noi abbiamo sollevato questa difficoltà e ci siamo chiesti: ma le forze dell'ordine probabilmente sono impiegate sulla frontiera, ora saranno impiegate per lo sgombero del silos e poi per il presidio forse. C'è da capire come si è organizzata anche questa cosa, perché non si possono utilizzare le forze dell'ordine solo per una pura propaganda, perché sulla frontiera alla fin fine sono solo i lavoratori frontalieri che hanno un disagio. I migranti continuano ad arrivare perché non si possono fermare delle persone richiedenti asilo, perché secondo il diritto internazionale chi scappa, chi è in fuga da persecuzioni o da guerre deve essere accolto. Quindi, proprio di questo si sta parlando a Gorizia. Allora andiamo subito a Gorizia dal nostro Gianluca Paladin che ci chiede la linea. Allora Gianluca, quali novità da Gorizia? Sì Laura, allora è entrato il ministro Piantedosi, è entrato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, abbiamo visto dalle immagini, abbiamo registrato le immagini, è chiaro che adesso inizierà il Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblico e poi ovviamente ci sarà quel trilaterale di cui abbiamo parlato prima anche col sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che anche lui ovviamente ha fatto ingresso all'interno del palazzo del governo. Ovviamente noi attenderemo il punto stampa che avverrà circa alle 12, casomai se si dovesse dilungare saremo presenti anche in collegamento alle ore 13 in caso, ma insomma se tutto procede secondo le tappe preordinate tutto dovrebbe concludersi più o meno verso l'1, insomma. Quindi adesso Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica alle 9:30, fra poco andremo a fare anche un giro tavolo di immagini, poi invece il trilaterale con i 3 ministri di Italia, Slovenia e Croazia. Fedriga, il presidente della regione e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna presenzieranno solamente al Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, mentre il trilaterale vedrà solo la presenza appunto dei 3 ministri e degli altri ovviamente addetti ai lavori. Questa è la situazione, abbiamo già sentito le richieste che presenterà il sindaco Rodolfo Ziberna, richieste peraltro già inviate al ministro Piantedosi, dovranno semplicemente discuterle, quindi capiremo anche il bilancio di questo incontro da questo punto di vista, delle richieste per Gorizia e poi tutta la situazione che riguarda ovviamente i controlli confinari, i controlli per l'estate, i rinforzi degli agenti di polizia e dei militari dell'Arma dei Carabinieri. Quindi insomma tanta carne al fuoco per un'estate dove ci sono tantissimi temi, dalle aree turistiche dove bisogna presidiare certe zone ai controlli confinari. Quindi insomma vedremo un bilancio finale di tutta questa giornata goriziana sostanzialmente al telegiornale delle 19:30 di Tele4. Quindi rimandiamo anche i telespettatori per tutte le notizie e le cronache raccolte al nostro TG delle 19:30. Bene Laura, io ti saluto, forse ci rivediamo come dicevo verso il TG di pranzo, forse no, se finiamo prima, in ogni caso Tele4 ovviamente è qua presente. Perfetto. Per questo vertice. A voi. Benissimo, mi raccomando il caffè con il sindaco, te l'aveva promesso. Va bene, grazie Gianluca Paladin, anche a Gianluca Valenta che con lui fa parte della nostra troupe oggi in esterna e sentiremo appunto che cosa uscirà da questo vertice. Il tema è sempre quello un po' della sicurezza, no? Dei controlli, lo stava dicendo proprio adesso Maria Luisa Paglia, non si può spostare così soltanto per certe determinate questioni le forze dell'ordine, perché poi sappiamo che la coperta è abbastanza corta anche in questo campo purtroppo, no? Il personale non è moltissimo. Il problema della sicurezza non lo risolveranno Slovenia, Croazia e il presidente Fedriga insieme a Piantedosi.
È giusto che si riuniscano e che parlino e facciano il punto della situazione, ma la sospensione Schengen non è servita granché. Quello che serve all'Europa è un esercito comune, una difesa comune che presidi i confini, ma i confini dell'Europa. Non si possono presidiare i confini dei singoli stati, perché siamo un continente, non ci sono tante piccole patrie, ognuno deve avere la sua difesa, il suo filo spinato, altrimenti noi continueremo come continente, come Europa, ad essere sempre più senza parola, non esisteremo più. Quello che sta facendo la Premier Meloni è quello di rendere l'Italia non influente a livello degli altri stati europei. Tutto l'apparato costruito a Borgo Ignazia è stato solo una bella scenografia che ha valorizzato i nostri luoghi della Puglia, ma cioè a scopo turistico va bene, ma sembra che alcuni premier si siano incontrati addirittura a parte gli stesso senza la presenza della Meloni. Allora la sicurezza si costruisce in un altro modo, non dimostrando con delle camionette il presidio dei confini tra Italia, Slovenia o quant'altro, Croazia, ma costruendo il benessere all'interno anche delle città. E se noi impieghiamo risorse umane ed economiche, perché le persone, le forze dell'ordine che sono stanziate sulla frontiera sono pagate con i soldi dei cittadini, quando invece c'è magari più necessità dentro la città per la viabilità, per la sicurezza, di impiegare maggiori risorse, ma come ha detto lei la coperta è corta e stretta. E anche lì bisogna rispettare la dignità del lavoro di questi operatori della sicurezza. Abbiamo visto cosa è successo a Bari con la nave in cui erano ospitati. Noi abbiamo sollecitato una sistemazione dignitosa, perché queste persone vengono a lavorare nel nostro territorio e talvolta vengono con le famiglie, quindi anche loro, dipendenti del Ministero, con una retribuzione medio-bassa, mettono a repentaglio la loro vita per la nostra sicurezza. Bisogna metterli in condizione di lavorare nel modo più giusto, più adeguato, e perché anche così si crea benessere, non creare frustrazione e insoddisfazione, e poi ragionare su qual è la vera sicurezza da perseguire. I migranti, e ripeto, le persone migranti, già la Corte di Cassazione ha condannato qualche esponente della Lega perché continuava a chiamarli clandestini. Allora le persone che scappano da violenze e da guerre hanno diritto all'accoglienza, non sono clandestini, perché appunto scappano e non hanno i documenti, e quindi sono persone migranti. Proprio ieri sera abbiamo tenuto una tavola rotonda in città in cui si è ribadito il concetto, ma c'era anche il presidente di Confindustria e altre realtà nel mondo della formazione, che queste persone che arrivano si portano dietro il loro vissuto, ma si portano dietro delle capacità, delle competenze che sono utili anche al nostro territorio, non soltanto per la migliore accoglienza nei loro confronti. C'è una grande denatalità che va sempre più avanzando, e chi pagherà fra un po' le nostre pensioni? E queste persone invece hanno disponibilità a lavorare. Bisogna formarle, bisogna che siano formate anche nella competenza linguistica, nella conoscenza non soltanto della lingua, ma anche delle nostre leggi, della tradizione, come hanno fatto prima di noi stati come la Germania. Hanno pensato al loro alloggio, un alloggio dignitoso, alla formazione linguistica, e queste persone si sono inserite nel mondo del lavoro. Questa integrazione non può funzionare se arrivano e stanno al Silos o sono stanziate a Porto Vecchio o un altro quartiere della città, e si sta in una situazione anche antigienica, con la pericolosità che ricade anche sulla cittadinanza, anche a livello appunto di malattie, di igiene, di sanità. Sanitario, insomma, è chiaro. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire sulla sanità. Prego. Esiste la convenzionata? Sì. Io vado al mattino in via Giacinto Gallina e mi faccio tutti i rilievi. Sì. Posso andare al sanatorio triestino, alla Salus,
in via, alla sede della Salus, in via Galina c'è la Salus per i prelievi. Sì. Poi al Tardo Triestino in famiglia abbiamo fatto l'ecocardiogramma, la mammografia, un sacco di cose. Cioè non è che non si trova, perché anche ieri alla farmacia la signora ha trovato già per domani l'appuntamento. Ecco, non è proprio così malissimo. Con il privato convenzionato, però di questo sta parlando, giusto? Sì, ma funziona benissimo. Funziona benissimo. Io vado in Galina alle 7 del mattino, alle 7:30, faccio il prelievo, il giorno dopo vado a ritirare. È super efficiente, è vero. Grazie signora, quello di cui stava parlando Maria Luisa Paglia era, penso, la sanità pubblica. Il punto di partenza era quello che ci ha sollevato la signora che ha telefonato per il prelievo di sangue al maggiore. Quello è il pubblico, la situazione è ben diversa, però è sotto gli occhi di tutti, non è che lo dico io, ci passiamo tutti per quanto riguarda la sanità. Ecco. Certo, ci sono diciamo il privato convenzionato, è possibile insomma pagare quanto, diciamo, un ticket, dipende dalla prescrizione del medico. Le liste di attesa sono abbastanza lunghe. Un esempio, una visita dermatologica o un intervento dermatologico che non viene considerato urgente si viene rimandati anche a 2 anni. Conosco persone che hanno avuto una visita dopo 1 anno, 1 anno e mezzo, qualcuno è andato anche fuori regione. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, sempre insieme a Maria Luisa Paglia, segretaria del Partito Democratico di Trieste. Fra poco. Bentornati e bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia di Maria Luisa Paglia, che è qui con noi, sta dialogando con voi telespettatori sui temi non soltanto dei migranti ma anche della sanità, che è un altro tema molto così all'attenzione dei nostri telespettatori. Leggo qualche mail di quelle che sono arrivate, sono tante, riguardano un po' tutti e due gli argomenti. Allora, cara signora Paglia, scrive in modo un po' polemico Nicola, voi di sinistra siete tanto disperati per gli immigrati, ma un po' di interesse per gli italiani cinquantenni che perdono il lavoro e non riescono a mantenere la famiglia. Una volta c'era la diaria disoccupazione per veri disoccupati, mentre con i 5 Stelle avete fatto il reddito per finti disoccupati che lavorano in nero. Questo dice insomma Nicola, no? Mettendo insieme un po' di cose. Non mi pare che noi siamo disperati, noi chiediamo una regolamentazione, perché se non c'è la regolamentazione va a discapito di tutti. Stiamo parlando degli interessi, in questo caso della cittadinanza, nello specifico di Trieste, e ci sono dei rappresentanti istituzionali che sono pagati per risolvere il problema, è il loro lavoro. Per quanto riguarda la diaria a cui faceva riferimento il telespettatore, anche in questo caso ci sono dei governanti. Il problema diceva, mi pare che c'erano dei falsi disoccupati. Allora, l'idea è giusta, perché ognuno deve essere messo in condizione di non, di non ridursi a una schiavitù lavorativa, ma ad avere una base. Quando viene predisposta una legge del genere, non è che si deve pensare a chi evade le tasse, perché quello c'è anche adesso. Si deve studiare una modalità a parte per risolvere il problema dell'evasione fiscale e del lavoro nero. Non è che togliendo il progetto che era stato proposto dal Movimento 5 Stelle abbiamo risolto con l'evasione fiscale. Quella continua ad esserci, e io ricordo al gentile telespettatore, anche ringrazio per avermi dato la possibilità di rispondere, che l'evasione fiscale va a discapito di chi paga le tasse. Se io sono una dipendente del Ministero, sto pagando le tasse per sovvenzionare la sanità, la scuola pubblica per i figli di coloro che non pagano le tasse. Se tutti li pagassero in modo equo, le tasse diminuirebbero per ognuno di noi. Ecco, è solo questo che è la cosa più giusta, è il percorso più giusto. Poi si deve agire, non è che
per colpire alcuni si tolgono delle possibilità per altri. A chi ne ha magari veramente bisogno, no? Certo, ci sono persone che ne hanno veramente bisogno, poi ci sono le situazioni malate, le situazioni negative da estirpare, come la persona che non lavora senza contratto e si prende anche la sovvenzione, e quella è una cosa sbagliatissima da colpire e scogitare la modalità giusta perché queste cose vengano a galla e siano sanzionate. Allora, c'è una telefonata, poi leggiamo ancora qualche mail. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo sapere. Con chi parliamo? Susanna. Susanna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere, ma mi scusate, a cittadino. Susanna, mi scusi, non la sentiamo benissimo, non so da cosa dipenda. Saltano le parole. Sì, saltano le parole mentre parla, per quello non avevo capito bene neanche come si chiamava. Non so se sta parlando con un viva voce, forse? Sì, sbaglio. Sarebbe meglio parlare a un telefono normalmente, senza viva voce, se può, se ha la possibilità. Vediamo se riusciamo a dialogare meglio, perché c'è un rimbombo che fa andare e venire la voce. Ci proviamo? Sì. Può togliere il viva voce, forse? Fatto. Benissimo. Allora, ci dica, Susanna. Allora, io volevo dire una cosa, la libera cittadino nonché sanitaria. Sì. Allora, si parla appunto di qualsiasi persona, qualsiasi cittadino va a fare giustamente le visite mediche piuttosto che prelievi, piuttosto che esami, no? Allora io dico, ma non la sentiamo più? Aspetti un attimo. Eccoci. Un attimo che c'è il gatto che mi sta mangiando le scarpe. Aiuto! Il gatto? Salutiamo anche il gatto di Susanna. Allora, va bene. Susanna, ci dica, parlava di sanità, mi pare di capire. Quindi, no, alla fine, sì. Cosa paga? Così se si può sapere, se l'ospite, la signora ci può aiutare. Come funziona il pagamento, giustamente, perché le convenzionate, tra virgolette, ci danno una mano per appunto sfoltire queste liste. Cosa viene pagato? Perché anche questo è il punto. Dalla regione, ovviamente, perché loro non è che lavorano gratis, dalla regione appunto per far smaltire queste liste, perché questa è una cosa importante. Cioè il ricorso al convenzionato per smaltire le liste d'attesa, questo chiede. Cosa... mi sfuggivano come le parole. funziona, cioè che cosa paga la regione per questo tipo di servizio? Cosa paga? Questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo Sicuramente il punto di partenza è questo, un servizio pubblico al centro del suo lavoro l'interesse del cittadino, un servizio privato ha al centro del suo l'interesse dell'azienda stessa. Quindi noi con i soldi, cioè la regione in questo caso con i soldi dei cittadini, paga un'azienda privata per sopperire alle carenze del sistema pubblico e ovviamente l'azienda privata pensa al lucro, al guadagno, deve guadagnarci, è vero, ma anche l'azienda pubblica deve guadagnarci, però non ha come scopo il lucro, ma quello di fornire un servizio, quindi non si può equiparare a un servizio privato, e quello che ci va di mezzo è l'interesse del cittadino, ecco, e quindi si va sempre di più a sovvenzionare delle aziende private, si va sempre di più a fare delle convenzioni. Però è un giro, è un circolo vizioso, perché sembra che il servizio migliori, ma siamo sempre noi a pagare sempre più tasse per sovvenzionare questi sistemi privati. Non è che la regione ha un tesoretto che ci cade dal cielo, quel tesoretto sono le nostre tasse.
Allora, ma non ho capito, ci scrivono: se dico che voglio il rimborso, il CUP mi trova un appuntamento subito convenzionato? Ma l'impiegato a questo punto perché non me lo dà direttamente? Questa è la domanda. Allora, premetto a quello che diceva prima, no? Sì, che molti operatori del call center non sanno neanche dell'esistenza di questa normativa. Purtroppo deve essere il cittadino a sollecitare. Allora, si può dire: io voglio attivare il sistema di garanzia, però bisogna intanto prendersi l'appuntamento che si è ricevuto e che va oltre la prescrizione della ricetta del medico di famiglia. Dopodiché far riferimento a una mail, un numero di telefono, andare lì presso il CUP in presenza e dire: guardi, io ho fatto la prenotazione entro 4 giorni come prescritto dalla norma, il medico dice che devo fare questa visita entro 2 settimane, mi è stata data dopo 6 mesi, chiedo di attivare il sistema di garanzia. Allora, in quel momento il CUP ha 2 possibilità: o l'autorizza e quindi poi le dirà come presentare la documentazione e avere il rimborso, mi pare escluso il ticket, oppure subito si attiva per trovare un posto, un orario entro quella scadenza, e vi posso assicurare che lo trovano. Non so come, lo trovano. Non è mai successo che si viene autorizzate, almeno per quello che ci risulta dal nostro osservatorio permanente sulla sanità, di cui ne fanno parte operatori del settore. Allora, c'è un telespettatore che ci scrive, Fabio, che ci scrive dicendo che a Campo Sacro c'è una cucina professionale per comunità. Bene, sarebbe attivarsi per renderla operativa attivando le associazioni che si occupano degli emigrati, non quelle che ci speculano ma di quelle che li soccorrono, dice Fabio. Così. Allora, io allora, intanto non si può far conto sul volontariato, perché il volontariato, se io faccio un'attività di volontariato, metto a disposizione il mio tempo libero, salvo il lavoro, la professione. Quindi oggi vado, domani non ho l'obbligo di andare, perché è proprio attività di volontariato, posso avere un impegno di famiglia, insomma, appunto, non è retribuito. Poi dire che invece le associazioni o gli enti che si occupano di questo settore, come può essere la Caritas, dire che ci speculano se non ci sono delle prove mi pare un'accusa molto grave. Allora, possiamo avere idee diverse su come è regolamentata questa immigrazione, ma alla base c'è appunto la mancanza di volontà di regolamentarla, e tutti fanno fatica, sia il volontariato sia chi lo fa per lavoro e quindi partecipa a dei regolari bandi. Ci sono dei requisiti, ci sono dei controlli, non è mai venuto fuori se ci sono delle indagini, ci sono delle sanzioni, ma nel nostro territorio mi sembra che tutti facciano questo lavoro in modo molto onesto, molto corretto e a volte non nelle migliori condizioni. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno a lei, guardi, ci sarebbero tanti di quegli argomenti da dibattere che non basterebbe una mattinata. Vero. No? Allora, partiamo dalla sanità, ma io dopo, per favore, non voglio risposte su quello che dirò adesso, vorrò la risposta su un argomento solo. Allora, il territorio libero di Trieste. Sanità un attimo, datemi 2 minuti per favore. Dica. Allora, come mai i soldi per la sanità pubblica non ci sono? I soldi per la sanità privata ci sono, la sanità privata si ingrandisce sempre di più, la sanità pubblica si restringe. Un'altra cosa che è vergognoso a mio avviso, gli aumenti degli stipendi che sono agli amministratori pubblici sul piccolo di oggi. Sì. Ma stiamo scherzando? La gente sta sempre meglio? Gli stipendi sono adeguati alla vita odierna? Le pensioni minime sono state aumentate? Qua si parla di aumenti fino al 100% agli amministratori pubblici. Ma un amministratore pubblico è giusto premiarlo quando la popolazione sta meglio. Ma come hanno il coraggio? Fino al 100%.
In Friuli Venezia Giulia ci sono migliaia di giovani che devono emigrare ogni anno, solo a Trieste sono centinaia, ogni anno devono andare via perché non trovano un lavoro adeguato nel proprio territorio. E poi un'altra cosa, qua a Trieste, nel territorio libero di Trieste, lei è del PD, la legge Russo, quell'emendamento russo nella legge di bilancio 2014, tutto quello che viene fatto adesso in Porto Vecchio, è tutto illegale, tutto in violazione di legge. Tutti voi non conoscete la legge nazionale, la 3054 del 52, che fa del trattato di pace legge, fa legge. Il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione, dove la Repubblica Italiana si impegna a rispettare i trattati internazionali e anche nella Comunità Europea. Non possiamo essere nella Comunità Europea. Quando venite in televisione non sapete niente. Vabbè, è una Fulvio, vergogna, è una vergogna. Lei invece sa tutto. Allora, grazie Fulvio, è riuscito a dire anche oggi, insomma, la sua idea, la sua opinione sul TLT, ha parlato anche di altri temi sicuramente molto interessanti, a cominciare dalla sanità pubblica e gli aumenti degli stipendi che sono oggi sul piccolo, no? Per assessori e sindaci. La Giunta Fedriga ha approvato le nuove indennità di carica, incrementi fino al 60% come da disposizioni statali. Questa è la notizia, no? Di cui parlava e che lo scandalizzava in modo particolare. Ma allora, i sindaci, devo dire la verità, fanno un grandissimo lavoro e lo fanno per tutti noi. Sono a disposizione della cittadinanza 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno. I sindaci sono delle persone, degli uomini, delle donne come tutti noi, e per occuparsi della cittadinanza e della comunità, del territorio di appartenenza, devono essere messi nella condizione di farlo e avere anche una giusta retribuzione. Non è che non dando un adeguato riconoscimento al loro lavoro si toglie qualcosa a qualcun altro. Questa è una teoria sbagliata. Allora, è giusto quello che ha detto i giovani, i cervelli che devono scappare dal nostro Stato, i disoccupati, e abbiamo tanti problemi, la denatalità, ma non è che si possono risolvere i problemi in tempo reale e contemporaneamente. Questa è uno dei tanti, è chiaro, ed è una piccola cosa, perché veramente oggigiorno, a parte chi pensa che la politica sia una cosa da tenere al di fuori della propria vita, non è semplice trovare una cittadinanza che ti porta ad occuparti, ad entrare, a candidarti, ad entrare nelle amministrazioni. Ecco, quindi anche quello si dedica la propria vita, il proprio tempo. Vi posso assicurare che non c'è un, come dire, stacco il telefono, timbro il tesserino e dalle 2 sono fuori servizio. Un sindaco è sindaco 24 ore su 24 e anche i sindaci dei piccoli comuni lavorano allo stesso modo come se sono sindaci di una grande città. Ripeto, non si possono risolvere i problemi in contemporanea. Tutti sappiamo che c'è il problema della sanità, della sicurezza, della disoccupazione, però ecco, in questo io non mi sento contraria, non penso che sia stata una cosa sbagliata, perché se una persona non viene retribuita nel giusto modo, o è sindaco, o è un OS, o è un medico, non può essere messa nelle giuste condizioni, perdiamo sempre più risorse umane e vanno sempre in altre situazioni, o nel privato addirittura si dirigono verso l'emigrazione. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Daniela. Daniela, buongiorno. Volevo solo toccare un argomento che magari pochi toccano, forse perché a me tocca direttamente. Allora, io chiedo, no? Visto che io ho un compagno che ha mandato 200 curriculum di tutti i tipi di lavori, non è che ha la puzza sotto il naso, fa pulizie, questo. A parte che nessuno ha mai risposto, se hanno risposto poi non si sono fatti più vivi. Cosa deve fare una persona che ha 51 anni e non trova lavoro a Trieste, in Italia, da nessuna parte? Perché sa, si parla facile, io penso che la priorità
diciamo, siano un po' gli italiani, non il paese Italia e non tutte le altre cose che ci sono in mezzo. Però riguardo al lavoro, cosa si può fare se oggi ti chiedono 1 anno di esperienza per fare pulizie? Se uno non ha mai fatto pulizie è normale che l'esperienza non la farà mai. Io mi chiedo veramente, poi dicono che la gente emigra. Sa, io sto bene a Trieste, per l'amor del cielo, però se uno non trova un lavoro a 51 anni, che non lo penso ancora tanto anziano, trovo una cosa molto grave. E volevo chiedere cosa dovrebbe fare, secondo la sua ospite, una persona che si trova così? Dove può andare a vedere un lavoro? Perché si va a lavorare per mangiare, non è che si va a lavorare per divertirsi. La ringrazio. Chiaro, Daniela, grazie. Intanto insomma in bocca al lupo, un augurio per il suo compagno. È una situazione in cui si trovano purtroppo tanti cinquantenni, no? Tante persone che magari escono da un La nostra città abbiamo il centro per l'impiego, ci sono i centri di formazione permanente e la signora dice gli italiani. Allora non si possono bandire dei concorsi o assumere delle persone su base etnica, cioè sei biondo sì, sei bruno no, per fare un esempio, buttarla lì. Ecco. Ma il problema, la criticità esiste, però c'è, come dire, si deve creare una rete per aiutare queste persone. I centri per l'impiego dovrebbero indirizzare e favorire, ma la proposta dei 5 Stelle, per riprendere l'argomento, era diretta proprio a queste situazioni, cioè intanto ti aiuto per la sopravvivenza giornaliera, dopodiché sei obbligato a fare dei percorsi, non era ti do i soldi e basta e te ne stai a casa tua e aspetti. Ti devi attivare, devi accettare se ci sono dei corsi di formazione e poi inserirti nel mondo del lavoro. Quella era una soluzione. Allora, c'è sempre il modo di migliorarsi. Quello era un percorso per aiutare queste situazioni, però come è stato detto, per colpire alcune negatività, alcune criticità di chi approfittava di questo, togliendo abusi, magari a chi infatti, ne ha più bisogno, si è eliminata completamente, ma si era pensato insomma una soluzione per aiutare, insomma cercare di aiutare queste persone che hanno delle difficoltà di inserimento. Allora, ci sono diversi interventi, non si può accogliere le persone, scrive Elio, se prima non si è verificato che non si tratti di criminali, terroristi. Come si fa a verificarlo? Questa domanda abbiamo dato diverse volte la risposta. Allora, i terroristi non arrivano generalmente, ma è così, dalla rotta balcanica dopo 2 anni di viaggio a piedi, subendo violenze e passando dai campi profughi. Allora basta avere questa realtà di fronte. Sicuramente non è un terrorista. Il terrorista non arriva a mani vuote, senza la sua valigetta, e quindi arriva magari regolarmente con un passaporto tramite un viaggio di linea aereo. E se poi la persona commette dei reati, anche se non è un terrorista, deve essere perseguito dalla legge come qualsiasi altra persona che si trova sul nostro territorio. La legge è uguale per tutti, sia nuovi arrivati che cittadini residenti già da tempo. Non è possibile. E poi il diritto internazionale prevede che si deve esaminare la richiesta per verificare se ha diritto alla protezione internazionale. Il problema dell'Italia è che l'eccesso di burocrazia e la mancanza di risorse anche in quel campo lì, in questura, gli operatori della questura, fanno sì che queste persone, invece di stare 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, 2 mesi, stiano anche 1 anno, 2 anni, e quindi si accumulano e si creano problematiche altre per la migliore accoglienza. Ma la maggioranza delle persone, dei migranti che arrivano da noi, non vuole stare in Italia, vuole procedere oltre, andare in Germania, andare in Finlandia, andare in altri stati, però a causa della legge di Dublino che lì sono obbligati a rimanere qua.
anche queste persone che verranno dislocate dal Silos, se hanno fatto la richiesta di protezione a Trieste, dovranno tornare a Trieste per la documentazione, perché questo prevede la legge. La legge andrebbe cambiato. Allora grazie a Maria Luisa Paglia, segretaria del PD di Trieste, per essere stata con noi. Torni presto a trovarci. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata. Buona giornata.